Fernando Pessoa, in una pagina raccolta nel volume Pagine esoteriche, si sofferma sul mistero, in qualche modo, della scrittura e della creatività, chiamiamola così, appunto, letteraria o poetica. Che cosa avviene quando componiamo, scriviamo, appunto, in senso proprio, non per evidentemente semplicemente comunicare dati referenziali, ma appunto per abitare tanto la lingua quanto l'esperienza. Lui scrive così: il fatto è che tutti noi, quando componiamo, anche se siamo svegli, è come se lo facessimo in sogno, e a tutti noi, anche se nessuno viene a trovarci, si presenta nel nostro intimo il seccatore inatteso, cioè una forma, come poi dirà subito dopo, di visitatore. Tutto quanto veramente pensiamo o sentiamo, tutto quanto veramente siamo, subisce, quando lo esprimiamo anche solo a noi stessi, l'interruzione fatale di quel visitatore che siamo noi, di quella personalità estranea che ciascuno di noi ha in sé, più reale nella vita di noi stessi, la somma vivente di ciò che impariamo, di ciò che pensiamo di essere e di ciò che desideriamo essere. Questo visitatore perennemente sconosciuto, perché pur essendo noi non è nessuno. Questo seccatore perennemente anonimo, perché pur essendo vivo è impersonale, tutti noi lo dobbiamo ricevere, per debolezza nostra, fra l'inizio e la fine di una poesia concepita per intero, che non permettiamo noi stessi di vedere scritta. È quello che, di tutti noi artisti grandi o piccoli, sopravvive realmente. Sono frammenti di ciò che non sappiamo cosa sia, ma che sarebbe, se ci fosse stato, l'espressione stessa della nostra anima. Ecco, questa figura del visitatore estraneo, della dimensione dell'impersonale, che appunto noi siamo ad un'altra vibrazione, su un altro piano della nostra coscienza ordinaria, della nostra identità più quotidiana e ovvia. È un qualche cosa che ci può introdurre a una riflessione più ampia che ci conduce appunto nell'orizzonte della Grecia antica, della Grecia arcaica, e che ci fa appunto incontrare la figura delle muse e della loro madre Mnemosine, Memoria, potremo incontrare queste figure divine, questi archetipi, esattamente come non solo, diciamo, ovviamente la fonte di un'ispirazione, l'origine di una parola che viene donata e insieme appunto umanamente ricevuta, ma per problematizzare insieme la dimensione di un altrove che appunto questo divino rappresenta e di cui i testi poetici arcaici ci danno testimonianza, di un altrove che ci è necessario per trovare una parola, per trovare una relazione con la realtà, per trovare una dimensione differente dell'esperienza che possiamo fare di noi stessi.
Le muse e madre memoria rappresentano appunto un potentissimo altrove, determinato dal fatto che le muse memoria conoscono e posseggono tutto ciò che riguarda il passato, il presente e il futuro, quindi una totalità del tempo che evade dal tempo stesso. Appunto questa dimensione, questo spazio che è uno spazio di immagini, che è uno spazio di storie, che è uno spazio di parole, che è uno spazio di elementi, come dire, fondanti della realtà e che sono attingibili appunto da parte dell'uomo solo a patto di portarsi in un stato di intensità e di coscienza differenti. La tradizione antica appunto tematizza questa relazione come una dimensione del sacro e come una dimensione del sacro che ha delle condizioni evidentemente di accesso che presuppone evidentemente anche una ritualità e che appunto è l'unica condizione per vedere ciò che normalmente non si vede. L'aedo arcaico in un passo dell'Iliade dice dell'uomo: noi non conosciamo nulla, siamo solo rumore, ed è la musa che si chiede una parola appunto che non sia rumore, ed è da qui che potremmo partire nelle nostre considerazioni. Il tratto precipuo della poesia in Grecia è di non essere mai una fruizione individuale, privata e silenziosa, perché è sempre innanzitutto parola pronunciata, parola che si ascolta piuttosto che essere letta, parola che vive in un'occasione, ma appunto questa occasione è la festa, è il rito, è uno spazio-tempo che interrompe la continuità appunto del vivere. È questo che fanno appunto le muse ed è questo che fa l'Aedo ispirato dalle muse, autorizzato dalle muse e vorrei dire appunto più precisamente iniziato nella dimensione in cui appunto l'iniziazione, quella poetica, ma quella a cui anche i misteri antichi alludono, è sempre il passaggio essenziale di una soglia tra visibile e invisibile, tra qui e ora e una dimensione che invece riguarda il sempre e ovunque. Anche perché queste fanciulle che danzano nella nebbia da sole in coro, danzando intorno ad un altare, e l'altare appunto ci ricorda anche la dimensione del sacro che sempre abita questa poesia nel rito nella festa. Dicevo, questa cosa che le muse stesse pronunciano e donano, e se lo attingono dalla loro madre, Mnemosyne, memoria. E la memoria greca è un qualche cosa di strano e di particolare, nel senso che nel suo essere dea non è soltanto detentrice di dati o di fatti, non è semplicemente intesa come archivio, ma come una sorta di totalità che evade dalla contingenza dello spazio e del tempo. Perché una cosa peculiare di memoria e delle muse stesse è che esse non conoscono soltanto il passato, che appunto sarebbe l'archivio, ma conoscono anche il presente e il futuro, cioè è in qualche modo un orizzonte in cui tutto è presente e essendo appunto tutto presente, alla fine finisce
per l'appunto, di essere legato alla dimensione spazio-temporale, è la dimensione dell'eterno, è la dimensione di una sorta di paesaggio continuo della mente che coincide con le muse stesse e con memoria. Non a caso memoria poi è una dea, come dire, venerata anche in rituali misterici, dove sostanzialmente appunto si tratta di evadere dalla limitatezza della condizione umana. Ora, la musa, appunto si dice, ispira il poeta, la musa esercita una sorta di attrazione magnetica, come un magnete, no? Che chiama a sé l'Aedo, lo vincola ad una corrente, e di una corrente di cui l'Aedo, il cantore, si fa a sua volta tramite per il pubblico che lo ascolta. E proprio perché, appunto, esiste questa connessione, la connessione funziona, come dire, in due lati, cioè, appunto, per un verso la dimensione di ciò che è sempre, ciò che è stato, che è, che sarà, e dall'altra la relazione appunto con quel contesto specifico di rito, di festa in cui la parola risuona. Perché l'Aedo, cantando sempre per qualcuno che è presente, per un pubblico che è lì e che in qualche modo fa parte di una comunità di cui l'Aedo stesso è membro, quella parola che risuona sì sarà il racconto del mito, la dimensione fondante dell'altrove del passato o l'elemento che consente di intravedere, di disegnare un futuro, ma sarà legato anche alla specificità di una comunità che sta ascoltando, di persone che stanno in quel momento ascoltando e che hanno una relazione specifica con l'Aedo, appunto, ispirato. E in questo, diciamo, movimento su due piani, in questa catena magnetica che si sviluppa, l'Aedo deve in qualche modo compiere un viaggio, nel senso che un'immagine spesso è associata a questo momento dell'ispirazione e della comunicazione, cioè quella dell'Aedo che sale su un carro alato, che viaggia in un altrove, viaggia in questo appunto paesaggio eterno ed esteso totale che la memoria custodisce, e viaggiando in questa dimensione con questo sorta di mezzo magico trova un sentiero, trova una via, la via adatta all'occasione in cui sta parlando, e questa via, questo sentiero lo porta in un luogo di questo paesaggio in cui incontrerà la storia, il mito, la vicenda eroica o divina più appropriata e più necessaria all'ascolto del suo pubblico. Cioè in qualche modo l'Aedo, il poeta, viaggia nell'altrove per trovare quella dimensione più specifica di racconto che è pertinente alla vissutezza del pubblico, del rito della festa a cui si rivolge. Quindi tutto sa la musa e tutto sa il poeta, l'Aedo ispirato, ma ogni volta deve trovare il sentiero giusto, il sentiero che ha una relazione specifica con la comunità. Ora, se questo, come dire, è così in modo molto semplificato e brutale l'ossatura, diciamo, di un'esperienza in cui aggiungo la dimensione dell'intensità è essenziale.
perché mnemosyne, memoria, appunto, la madre delle muse, è parola che ha un'etimologica connessione con termini che a noi forse paiono distanti, e cioè con termini come menos, che è il furore del guerriero che sprigiona in alcuni momenti sul campo di battaglia, portando il guerriero al di là di se stesso, e mania che malamente traduciamo con pazzia o follia, ma che appunto la dimensione altra della coscienza, cioè tutti e tre questi termini, memoria, furore e mania, sostanzialmente identificano quella dimensione di intensità che consente di compiere il salto che appunto concerne in primo luogo il poeta, ma che deve concernere anche il pubblico che lo ascolta. Ora, in questa dimensione di intensità e di rito, io volevo più propriamente soffermarmi non tanto su una serie di immagini che riguardano le muse stesse, di cui ho visto, diciamo, nella bozza della relazione, poi parlerà diffusamente Franca Munari, quanto di una traiettoria che l'Odissea descrive, a proposito appunto del suo eroe, di Odisseo, dove in modo piuttosto impressionante l'uscita dal labirinto marino, cioè l'uscita da quel lunghissimo peregrinare che l'ha portato per ogni dove lontano da casa, avviene non solo, diciamo, attraverso il soccorso di chi gli fornisce una nave, di chi sopperisce ospitandolo a dei bisogni essenziali della sopravvivenza, ma è appunto mediato da una sosta in cui è presente la musa, in cui è presente il canto. Ciò sto alludendo al fatto che Odisseo approda, dopo appunto tutte quelle penosissime avventure che l'hanno messo a confronto con mostri, creature fantastiche e costantemente nel pericolo di perdere la vita, approda all'isola dei Feaci. E questa è l'ultima tappa prima del suo effettivo arrivo sospirato a Itaca, prima di arrivare e riuscire a tornare a casa. E appunto colpisce che qui, in questa sosta che prepara l'effettivo nostos, l'effettivo ritorno, Omero si soffermi lungamente a descrivere delle occasioni insieme di ascolto e di racconto. I Feaci, appunto, accolgono il naufrago, accolgono Odisseo sfigurato dalla salsedine, sfigurato dalla fame, lo nutrono, lo sfamano, ma contemporaneamente lo iscrivono in una, come dire, all'interno della reggia e dello spazio antistante ad essa, in una sequenza di ascolti. C'è Demodoco, che è l'aedo di questa comunità, che in occasione del banchetto che viene offerto appunto a nutrire e soddisfare la fame, ma anche a segnalare la presenza di questo straniero ospite che viene accolto a tutti gli altri membri della comunità, Demodoco accompagna il cibo con appunto il mito, con il raccontare qualche cosa di essenziale. E guarda caso, il primo di questi racconti, ispirati dalla musa,
coincide con un'avventura di Odisseo stesso. I Fiaci non sanno che Odisseo è Odisseo, lui non l'ha ancora svelato, ma forse l'Aedo, ispirato dalla musa, appunto, sa o ha trovato la via del racconto più giusto per l'occasione e appunto rimemora un episodio che era stato alla sorgente della guerra di Troia, una contesa in cui Odisseo aveva affrontato Achille, i due eroi fondamentali dell'epos, l'eroe della forma e l'eroe dell'intelligenza versatile. Ovviamente i Feaci godono di questo ascolto perché c'è una dimensione del piacere della poesia che viene costantemente sottolineata dagli antichi, una dimensione di eufrosine, di letizia che la parola poetica infonde. Ma Odisseo piange ascoltando quella storia che lo riguarda, quella storia in cui si specchia, quella storia in cui sente pronunciare il suo nome dopo anni che nessuno l'aveva detto, l'aveva pronunciato, dopo anni in cui, non è il mio però, dopo anni in cui forse lui pensava che fosse smarrito anche il ricordo del suo nome. E questo è il primo momento. In un secondo momento, l'Aedo, sempre accompagnato da un servo, si sposta fuori dal palazzo. È un momento in cui i giovani danzano e si prestano a delle performance di abilità fisica e ginnica. E qui l'Aedo, che, aggiungo, viene sempre collocato al centro del gruppo che ascolta, comincia a raccontare una vicenda di amori divini, di amori adulterini di Ares e di Afrodite, a ricordare una dimensione evidentemente incoercibile e potente del desiderio, tanto potente da appunto sfidare le norme del matrimonio, sfidare l'adulterio, sfidare anche l'ira del marito tradito. Qui Odisseo non piange, ascolta, è un qualche cosa, storia di un Eros così trasgressivo insieme al giocoso che evidentemente non turba, ti diverte. Poi la scena ritorna un'altra volta all'interno del palazzo, il banchetto riprende e un'altra volta l'Aedo, stando al centro, seduto vicino a una colonna, comincia a cantare. Questa volta è Odisseo stesso chi gli chiede un racconto. Gli chiede di raccontare dell'inganno del cavallo, l'escamotage, il trucco formidabile che aveva consentito appunto ai greci di catturare e di prendere definitivamente Troia. Un escamotage che Odisseo stesso aveva inventato e quindi questa volta è lui che in qualche modo sollecita il cantore a dire qualche cosa che lo riguarda ed è curioso di sentire come sarà raccontata questa vicenda. Vorrebbe quasi assicurarsi che nel racconto che viene offerto, che appunto viene recuperato da un altrove, nel non sapere appunto che Odisseo stesso è lì ad ascoltare, l'eroe vuole assicurarsi che appunto questa cosa venga raccontata assegnandogli la moira, la parte che in questo racconto gli compete, cioè che sia detto propriamente che è lui ad avere escogitato quel mezzo che risolse la guerra. Ne ha soddisfazione perché appunto l'Aedo, ispirato dalla musa, sa ogni cosa e quindi sa il kleos di quell'impresa, lo narra, lo intona, lo canta. Odisseo
non ne gode, come forse aveva immaginato sollecitando appunto Demodoclo, ma un'altra volta piange e questo pianto viene paragonato a quello di una donna che vede il marito ucciso sul campo di battaglia, una donna che sopravvivendo senza sostegno della famiglia sarà ridotta come schiava. L'effetto di quel racconto di gloria è in realtà non la soddisfazione eroica dell'impresa, ma il conseguimento di uno sguardo in cui vincitori e vinti sembrano annullarsi nella dimensione primaria di una mortalità vulnerabile ed esposta. Ma nulla, appunto, Omero dice oltre riguardo alle ragioni di questa reazione imprevista di Odisseo. Però questo pianto insistito, sollecita evidentemente la domanda che era stata fino in questo momento rinviata, cioè chi è? Chi è questo ospite, questo straniero che ha queste reazioni e che sta piangendo? Ed è a questo punto che, appunto, scusate la ripetizione, Odisseo dice il suo nome finalmente, dice la sua provenienza e comincia una sorta di rovesciamento di ruoli a sua volta a raccontare. Dopo aver ascoltato il pianto, dopo aver incontrato un'immagine di se stesso restituitagli dalla parola altrui, ma è un'immagine in cui quella gloria non è un elemento di soddisfazione, ancorché sia un'assicurazione di ricordo e di permanenza del suo nome. Dopo che è avvenuto questo momento, è lui che comincia a dirsi, a raccontarsi, recuperando in un lungo flashback appunto tutte le peregrinazioni del labirinto marino, tutte le sofferenze, le prove che lo hanno contrassegnato. Ed è significativo il fatto che i feaci che lo ascoltano notano come la modalità di questo racconto finisca per avere le stesse caratteristiche di maestria e di suggestione che sono proprie di un Aedo, cioè è come se in questa transizione l'Eroe che ha ascoltato il canto dell'Aedo diventi cantore e Aedo di se stesso. Alcino, il re dei Feaci, gli dice appunto, tu canti e racconti con quell'episteme, con quel sapere che è proprio dei poeti. Tu canti e racconti e dici cose che non sono menzogne, sottolinea ancora Alcino. E ovviamente questa valutazione, quello che Odisseo sta raccontando di se stesso, non è menzogna, non può essere fatta e non viene fatta sulla base di una verifica rispetto ad un sapere detenuto, un sapere fattuale, un sapere venemenziale detenuto da chi lo ascolta. I Feaci nulla sanno, nulla conoscono effettivamente di tutti i mostri, di tutti i luoghi che Odisseo menziona, ma riconoscono in quella parola qualche cosa che li assicura del valore della parola stessa e che appunto li induce a paragonare l'eroe ad un cantore. E cioè gli dicono appunto non sono menzogne, tu non sei un ciurmadore come tanti ne girano sulla terra che spacciano frottole, perché vi è Morfè, vi è forma nelle parole che stai pronunciando e in esse vi sono saggi pensieri, frenes estrai, cioè colgono che c'è una struttura, no? Che
coagula in quello che di sé l'eroe sta raccontando e colgono la presenza di una saggezza che non è evidentemente corrispondenza referenziale, ma che è ancora una volta una certa intonazione della mente che nel racconto delle imprese stesse si manifesta. Ora, tante sono le avventure, le conosciamo e sono iscritte nella memoria, diciamo, di tutti noi, ma ve n'è una, più forse fondamentale di altre, che Odisseo ha dovuto affrontare e che appunto porge ai Feaci, e cioè la dimensione che l'ha portato in contatto con l'altrove dei morti. C'è un libro intero, l'11°, che è occupato da questa specifica impresa. Odisseo ricorda che lui e i residui compagni stavano per lasciare l'isola di Circe, la figlia del sole, e appunto da lì si apprestavano a spiegare le vele verso Itaca, così pensavano, così intendevano. Ma Circe, signora degli animali e maga, dice no, non è in quella direzione che dovete muovervi. Tu, prima di trovare la via di casa, devi arrivare alle sponde di Ade, alle sponde di quel luogo appunto che è la dimensione infera, che è la dimensione dei morti. Devi andare là a consultare l'anima di Tiresia, che ti dirà qualche cosa di importante per la rotta stessa del tuo ritorno. Cioè praticamente si crea una situazione del tutto controintuitiva, perché anziché veleggiare verso Oriente e seguire, come il buon senso suggerirebbe, la via più diretta per Itaca, seguendo il consiglio di Circe, seguendone l'indicazione sapienziale, Odisseo si trova costretto ad andare nella direzione opposta, a prendere il giro più lungo, ad andare verso la tenebra assoluta dell'Occidente, al di là dell'oceano. Quando sente questa indicazione, il cuore di Odisseo si schianta, nel senso che non solo quel movimento lo allontana e procrastina ancora di più l'approdo a casa, ma ovviamente sa ed è consapevole del rischio di quell'impresa. E Circe lo assiste nel senso di fornirgli non solo le indicazioni del viaggio, il punto d'approdo, ma ancora una volta nel fatto di dargli delle indicazioni di un rito che dovrà compiersi quando saranno arrivati nell'estremo occidente, un rito che è un sacrificio, dovranno essere immolati degli animali, dovrà essere fatto scorrere il loro sangue perché l'accesso alla dimensione dell'altrove, dell'aldilà della morte, si possa compiere, perché gli spettri, gli anime dei defunti possano parlare. Appunto, bisogna compiere un rito, offrire un sacrificio, versare del sangue, perché questa dimensione dell'oltre possa entrare in rapporto produttivo e vitale con quello che poi ancora l'eroe dovrà fare. Rassegnato, Odisseo va con la nave, approdano in questo luogo nebbioso, segnato da alcuni alberi simbolici legati a Persefone, scava una fossa, uccide gli animali e finalmente, come dire, frotte di anime si fanno presenti a bere quel sangue caldo della vita. Le anime
che stanno negli inferi, le anime dell'Ade, sono pallidi simulacri, teste deboli, dice Omero, salvo il fatto che bevano appunto quel sangue, e allora riprendono la parola. Odisseo fa quello che gli è stato prescritto, cioè in prima battuta permette a Tiresia di bere e di parlare. Tiresia, che è l'indovino che tutti voi conoscete, in realtà non gli dice nulla di particolarmente specifico rispetto a ciò che lo attende. Gli dice soltanto che sarà travagliato il ritorno e che anche appodrato a casa le sofferenze non sono finite. Lo prepara in qualche modo, non tanto a dei dati o degli eventi precisi, ma lo prepara ad un dolore ed una sofferenza che non sono cessati e che ancora dovranno essere fino in fondo attraversati. Nel momento in cui questa consultazione con l'indovino è cessata, però l'attenzione di Odisseo è rivolta ad altri spettri, ad altre anime che si sono avvicinate. Quella della madre che è morta nel frattempo e che con spontaneo gesto Odisseo vorrebbe abbracciare, ma ovviamente non c'è consistenza di corpo che possa essere stretta nell'abbraccio. E anche qui colpisce un fatto: la madre spiega l'inconsistenza del suo essere spettro e spiega che nel momento in cui avviene la morte, l'anima se ne va e diventa questa sorta di evanescenza. Questo accade quando il corpo diventa esanime e viene posto sulla pira funebre, ma serviva a Odisseo, che aveva vissuto anni di guerra, che aveva visto morire tanti uomini, che tanti aveva messo forse lui stesso sulla pira del rogo funebre, che gli venisse spiegato che cos'era la morte. Ma è importante che sia la madre che gli dica che cos'è la morte. E poi ancora, dopo questo incontro che lo riporta alla famiglia, alla nascita da cui lui proviene, i successivi colloqui, le successive ombre che si abbeverano del sangue, sono i compagni più vicini del suo passato prossimo, Agamennone, Achille. È come se nello specchio e nella voce di queste ombre si ritessesse, si rintrecciasse quello che l'eroe ha esperito a Troia, come se appunto si riannodassero i fili di un'identità e di una appartenenza, e che nell'esperienza e nella morte dei compagni ancora di più si consolida. La madre, i compagni, il tessere di un'identità, ma poi quello che colpisce nel resto di questo lunghissimo 12° libro è che Odisseo non si sazia soltanto di questi colloqui, ma ha la curiosità e l'impulso in realtà di conoscere anche tutte le altre anime che si sono affollate. Inizia una sorta di catalogo, una sorta di enumerazione, in cui Odisseo ripete riferendo, raccontando l'avventura, e vidi, e vidi, e vidi. Che cosa vede? Vede sostanzialmente tutte le eroine e tutti gli eroi iscritti nel passato mitico della Grecia stessa. È come se lui lì, nell'assoluto altrove della morte, nell'estremo dell'Occidente, oltre a
ritrovare tasselli di una storia personale, avesse la necessità e il bisogno di incontrare anche tutte le storie fondamentali, tutti gli archetipi del mondo stesso a cui lui appartiene. E in questo si ha anche, come dire, la singolare sorpresa di vedere come gli inferi e l'Ade, che contengono tutte queste storie, che contengono tutte queste vicende, sostanzialmente è speculare alla mente della memoria, alla mente di Mnemosyne, è sostanzialmente speculare a ciò che anche le muse stesse conoscono. Elevarsi in volo col carro per andare verso le muse ed essere autorizzate da loro a dire, essere ispirate ad un sapere non altrimenti disponibile agli umani e scendere negli inferi dell'Ade, sembrano due movimenti che sostanzialmente si corrispondono e si guardano reciprocamente. Nel momento in cui il racconto, il lungo racconto è finito e i Feaci sottolineano l'incanto, la malia non metaforica ma effettiva che tutto questo ha prodotto, si creano anche le condizioni perché Odisseo possa salpare. E sono i Feaci stessi ad accompagnarlo con una delle loro magiche navi che sanno trovare da sole la rotta senza che nessun timoniere le guidi, a portarlo a Itaca. E anche qui c'è un altro particolare che ci sorprende in questa traiettoria, perché durante il viaggio per mare Odisseo si è addormentato e sta ancora dormendo quando i Feaci lo depongono sulla riva di Itaca, lo depongono avvolto in un lenzuolo, come fosse un sudario, e si allontanano, svanendo la vista. Ed è solo in questo momento che Odisseo si sveglia. Si sveglia e riconosce il porto, le rocce, la spiaggia della sua patria. È un passaggio simbolico abbastanza potente, perché ovviamente non abbiamo necessità né occasione di dubitare della veglia che ha caratterizzato tutte le vicende precedenti, tutte le dolorosissime appunto avventure che ne hanno contrassegnato il peregrinaggio marino. Eppure è come se fosse il destarsi da un sogno, cioè è come se ancora una volta il tornare a casa fosse la dimensione di un risveglio. Un risveglio che ha come suo elemento precedente appunto una sofferenza patita lungamente, l'ascolto della poesia, quella di Demodo, quella delle sue stesse imprese, la dimensione di una narrazione che l'eroe diventa in qualche modo capace di fare su se stesso, e una narrazione che per l'appunto lo conduce tra i morti, lo conduce nel luogo di tutte le storie, nel luogo che in qualche modo fa da specchio alle muse e alla memoria, e che solo allora possa ritrovare se stesso, possa essere un'altra volta Odisseo, possa in qualche modo muovere i passi nell'integrazione a quello che era stato
il suo ruolo, ma che forse sarà un ruolo e una identità rinnovata da questo stesso percorso. E poi, nel momento in cui è a Itaca ad agire, ovviamente sceglie un'altra volta una dimensione di approccio in cui la sua identità non è immediatamente affermata. Voi sapete tutti che finge ancora una volta di essere altro da se stesso, di essere un povero mendicante, di essere appunto un uomo che ha molto sofferto e che si trova adesso a patire una misera condizione. Ma di nuovo, nel far questo e nel meditare il momento opportuno per riappropriarsi della casa, della moglie, della relazione col figlio e col padre, per scacciare i pretendenti, quasi istruito da tutto il percorso precedente, canta storie, propone ai suoi interlocutori delle storie, in cui non dice per l'appunto la sua identità, ma dice cose che fanno segno alla sua sofferenza e ai suoi stessi errori. A Itaca, un'altra volta, chi lo ascolta ha la sensazione di ascoltare un Aedo, di ascoltare un cantore esperto ed ispirato dalle muse. Ma a Itaca questi racconti, questi canti non sono la verità del suo passato, sono pseudos, sono appunto menzogne simili al vero, ma menzogne simili al vero nel senso che sono storie in cui qualche cosa del vissuto viene effettivamente pronunciato e qualcosa viene contemporaneamente nascosto. Ogni storia che Odisseo racconta in realtà allude a snodi delle sue avventure, allude ad errori che lui ha commesso, ma al contempo distolgono ed impediscono continuamente che quei passaggi e che quegli errori siano ricondotti alla sua identità. Finché si giunge al momento fatale in cui, appunto, grazie alla gara che Penelope ha proposto, una gara dell'arco, un arco, un'arma che solo lui può imbracciare e maneggiare, Odisseo si rivela, Odisseo si mostra, finalmente, torna ad essere quello che è. Ed è curioso che quest'arma che appartiene ad Apollo, nel momento in cui viene imbracciata da Odisseo, venga assimilata allo strumento musicale della cetra, lo strumento che appunto l'Aedo tiene in mano e suona quando canta le sue storie. Quell'arco che dice finalmente che Odisseo è esattamente come dire, canta nel suo vibrare la freccia, come canta e vibra la cetra tenuta dall'Aedo. E ricordiamo che appunto Apollo, in quelle frecce che scocca col suo arco, frecce letali, e anche insieme alle muse un dio della parola, un dio della musica e del canto, e che Omero costantemente ci ricorda che le parole sono alate. Le parole sono alate nel momento in cui esattamente come delle frecce volano e colpiscono il bersaglio che devono colpire, raggiungono l'obiettivo per toccare, per ferire oppure per vincere, ottenendo il risultato che devono ottenere. Ecco, questo vi volevo in qualche modo suggerire, parlando
non tanto e non solo della musa, ma appunto di un eroe che è ricordato per tutta una sequenza di imprese mirabolanti, ma che non potrebbe tornare evidentemente ad essere se stesso se non attraverso questo duplice passaggio, cioè l'essere stato ascoltatore di poesia, deve essere stato capace di farsi narratore poeticamente di se stesso ed essere stato capace di fare quello che le muse e l'Aedo stesso sa fare, perché le muse sottolineano anche nella teogonia di Esiodo, sanno fare due cose nel momento in cui si mettono in rapporto con un mortale. Sanno cantare cose vere e aletheia, verità, è sia il disvelamento di qualcosa che altrimenti sfuggerebbe alla mente e alla coscienza, ma aletheia è anche il ricordo di ciò che va assolutamente ricordato e custodito. Le muse sanno far questo, sanno cantare la verità, ma le muse anche, esattamente come diventa capace di fare Odisseo, sanno anche dire molte menzogne simili al vero, cioè sanno produrre nel tessuto verbale dei simulacri che evocano qualche cosa della realtà, ma anche sviano da essa. Ed è importante osservare un dato, che quando le muse, con l'ambivalenza che hanno tutti gli esseri della mitologia greca, e che è l'ambivalenza stessa del mito che non divide mai in modo dicotomico, ma intreccia sempre le dimensioni del reale, ecco, le muse usano, nel momento in cui esplicitano questa dimensione, due verbi diversi, cioè alla verità è associato un verbo che è il verbo del cantare, della parola solenne, della parola pronunciata appunto con tutti quei presupposti e quelle condizioni che ho ricordato all'inizio. Mentre la dimensione del simulacro, la dimensione di una parola che qualcosa evoca del reale, ma in qualcosa anche svia da esso, usano il verbo legein, dire. Noi siamo molto, no, orgogliosi della dimensione del logos e continuiamo, no, a dire, a ripetere che una delle conquiste della Grecia è stata appunto un'evoluzione, uno sviluppo del logos che è parola, che è ragione, che è razionalità, che è ciò che appunto ci assicura un controllo sul reale, la capacità di descriverlo, la capacità appunto di renderlo disponibile in enunciati perspicui. Però all'origine di tutto il dire, il legein, è invece appunto il contrario della verità, è la sua alternativa, è la sua dimensione opaca. E se guardate anche Omero, se guardate anche, come dire, i passaggi che ho appena evocato delle avventure stesse di Odisseo, quando compare il verbo legein, siate sicuri che non stiamo parlando di aletheia, stiamo parlando sempre dell'ambivalenza del simulacro, di una opacità in cui esiste una relazione con un referente, ma esiste anche contemporaneamente, diciamo, la sua scotomizzazione. Io mi fermerei qui e poi magari, come dire, nel dibattito riprendiamo dei dati. Grazie tantissimo. Ringraziamo moltissimo presi dalla relazione
molto evocativa per noi stessi, su cui vedete poi usare, no? Intanto chiedo prima se qualcuno vuole fare qualche commento, chiedere qualcosa, ascoltare qualcosa, caldo, prima di passare alla relazione comunali. Forse penso che sia meglio, come dire, che il dibattito avvenga tutto alla fine, nel momento in cui, no, i nodi si compongono, forse. Sì, forse sì, però ci sono, non so se io... C'erano delle cose che mi sono sembrate particolarmente interessanti ascoltando questa relazione, che ho visto che tutti si segnavano ogni tanto più alta la voce e tutti quanti prendevano appunti ogni tanto. Allora forse queste cose, al di là di quello che poi possiamo condividere su entrambe le relazioni, forse ci sono delle cose che perlomeno mi hanno molto colpito come associazioni, per esempio anche a partire dalla citazione iniziale, quella di Pessoa, del visitatore, no? Del personaggio dell'ospite, della mente, della scrittura come visitatore. Mi è venuta in mente una cosa alla quale non avevo, cioè ho molto pensato a questa questione, anche come si fanno i personaggi e anche come molti autori descrivono che certi personaggi che loro scelgono di narrare, dopo un po' gli pigliano la mano e diventano qualcosa di differente rispetto a quello che loro avevano originariamente pensato, diventano qualcosa di diverso nel loro racconto. Uno di questi, per esempio, è Vargas Llosa, che dice proprio di questa trasformazione dei personaggi nel suo racconto. E mi è venuta un'associazione che non avevo mai fatto, nel senso, dico qualcosa di psicoanalitico a questo punto, con quello che viene detto dalla psicoanalisi francese, soprattutto da De Mijolat e Widerman, a proposito dei fantasmi di identificazione. Cioè il fantasma di identificazione per loro è quell'aspetto transgenerazionale, quello che viene definito transgenerazionale, per cui determinate cose passano da una generazione all'altra, all'interno delle famiglie, senza che in realtà ci sia apparentemente una consapevolezza di questi passaggi. Cosa che è diverso dal transgenerazionale, come viene descritto da altri autori, come qualcosa di inconscio, come qualcosa di assolutamente inconscio, come qualcosa di assolutamente traumatico. Per loro, per esempio, per questi autori, per esempio, questi fantasmi di identificazione sono qualcosa che viene trasmesso, non so, per caso si ritrova un nipote che ha assolutamente una predilezione del nonno di cui nessuno aveva mai parlato, fa delle scelte di lavoro, fa delle scelte di questo tipo, per cui è qualcosa di molto diverso dal transgenerazionale come lo pensiamo in altri temi, come l'ha pensato Abraham e Torok, come nella cripta, gli aspetti traumatici, gli aspetti incistati, non dicibili e appunto legati soprattutto al trauma. Questi aspetti sono degli aspetti molto particolari. Allora mi è venuto in mente fino a che punto questi personaggi che prendono vita nella mente degli scrittori, in questo caso, non siano qualcosa che arriva, perché insomma da dove arriva, no? Poi vedremo anche nel mio lavoro, cerco di affrontare questa cosa, da dove arriva l'ispirazione, ma invece qualcosa che ha a che fare con questi sedimenti della realtà che attraverso comunicazioni non esplicite in realtà passano da una generazione all'altra o da una persona all'altra, che mi sembra una cosa molto, molto suggestiva. Questa è una prima associazione. Poi, no, volevo ricordare un'altra cosa, che a proposito di Ulisse e Demodoco, c'era stato moltissimi anni fa, non so se qualcuno lo ricorda, un lavoro di Boccanegra, che forse è stato conservato
esatto, in quelle cose che sono fatte per poco tempo, di riunire i lavori, e volevo anche andarla a cercare, ma poi non ho avuto il tempo di farlo. E dove si dava anche molta importanza in questo lavoro, mi pare di ricordare, proprio all'aspetto del gruppo, cioè al fatto che queste cose venissero raccontate all'interno di un gruppo, poi gruppi in questo caso anche diversi, no? Nelle due situazioni in cui De Modoco narra queste cose. E, una cosa, sia nell'epica arcaica, ma a maggior ragione, diciamo, in tutta quella dimensione della lirica, sempre ispirata dalle muse, che è patrimonio, diciamo, trasmessoci dalla Grecia. C'è evidentemente un io che si esprime, che parla, un io che si esprime, che parla, appunto, attraversato da questo magnetismo e da quella potenza, ma è sempre un io noi, cioè è sempre un io in cui c'è una traccia di una biografia, ma che diventa rilevante soltanto nella misura in cui si compone in un'immagine che è condivisibile, ed è condivisibile non tanto nella dimensione di un qualche cosa che semplicemente accomuna con chi ascolta, ma perché in qualche modo compone la dimensione dell'esperienza a cui tutti all'interno del gruppo, della comunità, sono chiamati a condividere. Cioè, in qualche modo, l'io che dice se stesso, dice qualche cosa di se stesso, ma nella misura in cui in qualche modo si trasfigura in una sorta di emblema o di figura archetipica che si propone di mettere anche in forma, nella dimensione del riconoscimento, quello che è il vissuto degli altri. Saffo, che dice io e che parla della propria esperienza d'amore, dice io in qualche modo per essere insieme, modellizzante rispetto a noi che la sta ascoltando e che attraverso la sua parola deve riconoscere, o è chiamata a riconoscere e appunto a rendere intellegibile, a mettere in forma quella stessa esperienza che sta vivendo. Quindi c'è questo io, ripeto, che ha qualcosa di personale, ma che è contemporaneamente, come dire, l'impersonale che costituisce il legame, che costituisce il veicolo. Interessante questa questione, perché è anche una questione, insomma, che si ripete anche adesso, c'è questa riprodursi di questi meccanismi che sono proprio specifici del funzionamento anche del nostro pensiero, della nostra comunicazione. E un'altra cosa che forse un po' ha a che fare anche con questo è il discorso dell'identificarsi, nel senso che noi siamo abituati a pensare all'identificazione come a qualcosa per cui ci prendiamo qualcosa dell'altro e in questo senso diventiamo in qualche modo simile o insomma lo teniamo dentro. Mentre qui veniva fuori nel suo discorso l'altro aspetto dell'identificarsi, dove per identificarsi è identificati, dimmi chi sei. E quindi c'è l'aspetto del nome che non veniva detto, che viene detto soltanto dopo, e che viene detto dopo che lui ha sentito la sua storia. Quindi dove c'è questo rimando speculare, in questo caso, di lui con la sua esperienza e di quello che di lui viene raccontato. E quindi ritorna questa questione del chi si è attraverso tutta una serie della propria identità, attraverso una serie di meccanismi anche di questo tipo. Vabbè, queste erano delle cose, non so, suppongo che a chi ogni tanto vedevo che scriveva, esatto, e avesse colto delle altre cose importanti per noi. Però un simile nesso che è un po' tirato forse, però fino a un certo punto. Le diceva che la Endo esprime qualcosa che ha a che fare con il qui e ora, ma anche con l'allora e l'altrove, ma poi ha aggiunto il sempre e ovunque. Questa cosa qui credo che per noi
sia intrigante, perché noi siamo abituati, e mi chiedo se l'aver Freud usato i termini latini hic nunc, alibit tunc, e non quelli greci, gli abbia fatto perdere, non per lui, ma per noi, il nesso con il sempre e ovunque. Siccome Freud, dunque, questo sempre e ovunque che la Edo narra è legato al mito. È il mito che sintetizza, dà forma a questo sempre e ovunque, che prescinde dall'individualità, no? Allora mi chiedo se per noi questo sempre e ovunque non sia la teoria. Perché non a caso Freud dice che la metapsicologia è la nostra mitologia. E questo, lì finisce la mia considerazione, però aggiungendo il fatto che forse noi stiamo vivendo un'epoca in cui una parte di noi, intendo il mondo psicoanalitico, sta perdendo il gusto per la teoria. Ma se si perde il gusto della teoria, si perde quel tentativo di dare forma al sempre ovunque. Questo sarebbe veramente drammatico, perché non avremmo più niente da dire. E se posso aggiungere qualche cosa a questa, mi pare questo un aspetto importantissimo che è stato rilevato, a cui però, diciamo, anzi senza il però, a cui aggiungerei due cose. Tutto sommato, diciamo, ciò che questo mondo di parole, di testi ci veicola, e quindi anche quello che entra in gioco nella relazione con essi, evidentemente è anche il richiamo a un tipo di approccio che nel teorizzare e quindi nel comporre un secondo piano del discorso, appunto, e nel tentativo di un'analisi dei fenomeni del funzionamento della mente, però non tenga conto soltanto della razionalità discorsiva, né di quella presa che comunque la razionalità discorsiva non resiste a fare rispetto a quell'altrove che analiticamente si chiama inconscio, cioè quello a cui tutto sommato queste vicende, questi testi ci invitano è, credo, l'accesso a una dimensione dell'analogico, cioè di un pensiero analogico e simbolico che non è appunto il discreto, che non è il discontinuo, che non funziona con il principio della sostituzione, ma di una catena vertiginosa di connessioni che sono illuminanti nella misura stessa forse in cui possono essere stordenti. E che tutto sommato appunto questo universo di civiltà credo che meriti di rincontrare la dimensione della teoria anche a livello appunto dell'analisi della psicologia contemporanea, nel momento in cui riesce a farsi stanza di un ricongiungimento tra il digitale e l'analogico, tra il discreto e il continuo, tra appunto quello che chiameremmo razionalità e quello che non è propriamente l'inconscio, ma un'altra dimensione che può essere anche sovramentale e sovrarazionale e non soltanto inframentale e infrarazionale. L'altra cosa che mi veniva in mente, sempre rispetto all'io noi, i meccanismi dell'identificazione a cui Franca Munari faceva riferimento, sono quelle bellissime pagine di Thomas Mann, che Thomas Mann scrive proprio come omaggio a Freud nel 1936, in occasione di una
celebrazione pubblica. E Mann singolarmente, in modo così abbastanza particolare, in realtà non entra di petto, diciamo, nei meandri delle opere di Freud, e fa una mossa, diciamo, che suona per certi versi più junghiana, cioè si mette a parlare appunto di archetipi, di relazioni archetipiche, e dice l'eroe antico, prima di fare qualsiasi passo, prima di compiere qualsiasi gesto, in realtà fa un movimento in direzione contraria, cioè anziché avanzare, retrocede. E Freud mutua in questo movimento un'immagine di Ortega y Gasset, cioè l'immagine del torero che per affondare la picca nel toro, in realtà appunto indietreggia per prendere la mira. E dice l'eroe antico appunto fa questa stessa operazione, no? Per avanzare e retrocedere. E il retrocedere è la ricerca di una storia fondamentale, la ricerca di mettersi, cioè il tentativo di mettersi in relazione con una vicenda che già è stata raccontata, con una vicenda archetipica che possa rendergli intellegibili e allo stesso tempo fungere da guida rispetto a quello che sta facendo. Operazione che non è evidentemente né facile né irenica, perché Thomas Mann evidenzia un aspetto che dice: a quel punto l'uomo antico si cala nell'archetipo che ha trovato e, come un palombaro, comincia a muoversi, al contempo protetto e deformato dalla storia a cui è deciso di riferirsi, perché evidentemente quella storia mitica, quella storia che gli Aedi e le muse raccontano, sono una protezione rispetto all'incandescenza dell'esperienza del reale che dovrà essere affrontata. Ma evidentemente sono anche una deformazione, perché non coincidono poi con quel dimensione unificata di un io che forse sarà il risultato dell'esperienza stessa. E quindi è, diciamo, l'equilibrio difficilissimo tra il proteggere e il deformare, tra, diciamo, il mettersi in relazione, ma in una relazione che deve essere per un momento adesiva, forse per rendere efficace l'azione, ma deve essere altrettanto, come dire, veloce nel sciogliere il tratto adesivo della proiezione in quella stessa storia, per non essere ingabbiati. E forse appunto la saggezza ambivalente della relazione col mito è esattamente la capacità di questo doppio movimento, perché se l'uno è guida, allo stesso tempo quell'uno che guida è anche il risucchio che ti inchioda. È il problema di identificazione, questo assolutamente. Molto interessante questa cosa. Mi veniva in mente un'altra associazione rispetto a questo, che in latino gradivus era soltanto Marte, cioè l'appellativo di gradivus, che noi siamo abituati a conoscere come gradiva l'avanzante, in realtà non esisteva. È un'invenzione, gradivus era soltanto Marte l'avanzante, quindi con un aspetto di assoluta distruttività, tra l'altro. Quindi questa cosa che precede mi sembra di grandissimo interesse, questo movimento di pensiamoci un attimo a cosa si può fare. Allora, l'ispirazione. Cito da Freud, il poeta La fantasia. Su noi profani ha sempre esercitato una straordinaria attrazione il problema di sapere donde quella personalità ben strana che è il poeta traga la propria materia, all'incirca del senso della domanda rivolta da quel tal cardinale all'Ariosto, e come egli riesca con essa ad avvincerci, suscitando in noi commozioni di cui forse non ci saremmo mai creduti capaci.
Fine della citazione. La domanda in questione era dove avete trovato tutte queste storie, Lodovico? Fu posta a Ludovico Ariosto dal cardinale Ippolito d'Este, a cui l'Ariosto aveva dedicato l'Orlando Furioso. Domanda che secondo Assun, che cita al posto del termine storie il termine corbellerie, contiene un misto di sfiducia e di ammirazione che costituisce l'affetto attraverso il quale il lettore accusa ricezione del messaggio del dichter, cioè del poeta. Questa cosa non c'è solo nella Standard Edition, non c'è nella nostra traduzione di Freud. Musa è l'equivalente della ricerca dell'ispirazione, il luogo dove la si dovrebbe trovare. A lei si rivolge il poeta o, nella sua indispensabile ombra, si muove. Così la pensiamo con un salto temporale che va dall'Iliade, il cantami o diva del Pelide Achille e l'ira funesta, che infiniti addusse e lutti agli Achei, dove si trattava proprio di lei, la vera musa, ai troubadour cantori dell'amor cortese, agli autori romantici, ma anche agli artisti del Novecento, da lì in testa con la sua gala. Ben presto, infatti, la musa, da una figura femminile in quanto divinità, è andata in realtà perduta, cancellata dal monoteismo e sostituita da una figura femminile reale quantomeno come oggetto materiale di appoggio all'esterno di una fantasia, meglio di un fantasma del femminile. Creatura del desiderio, quindi, anche per utilizzare il titolo del racconto di Camilleri su Oskar Kokoschka e Alma Mahler. Questo quadro che vedete riprodotto mi sembra che è una delle opere più significative, più importanti di Kokoschka e ben realizza quell'insieme di furore e mania che lo prese e che viene narrato in questo racconto di Creatura del desiderio. Ma per altri la gradiva del racconto di Jensen, in fondo la Beatrice per Dante, che Dante peraltro nel primo canto del Purgatorio invoca direttamente Calliope, cui letteralmente si consegna, e questa è un'altra questione interessante, questo del consegnarsi alla musa anziché a prenderla, anziché affittarla, mi verrebbe da dire prenderla transitoriamente per sé. Lui scrive nel Purgatorio: ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poiché vostro sono, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono. Lui si riferisce qui alla leggenda per cui ci fu una gara di canto che vollero le Pieridi, che erano figlie di non mi ricordo chi, in questo momento. Il Piero. Dice la parola stessa, che produsse 9 figlie a cui diedero il nome delle muse. Queste si montarono di testa a proposito del nome e facevano tutte queste esibizioni e cantavano. A un certo punto si montarono così tanto di testa che vollero sfidarono le muse, ovviamente persero e furono trasformate in picche, in gazze, e quindi disperar perdono in questo senso. Non gli andò assolutamente benissimo questo loro atto di superbia. Queste muse dei vari poeti sono tutte dotate evidentemente non a caso di doppi, e questa mi è sembrata un'altra questione interessante. Manichini, apparizioni, bassorilievi nel caso della gradiva, apparizioni nel caso di Beatrice. Il manichino è nel caso di Kokoschka, che si fece appunto fare quando Alma Mahler lo mollò perché lui era veramente una persona difficile da tollerare. Lui si fece fare un manichino di questa donna, che poi fece ovviamente una fine orribile, maltrattato in tutti i modi e quant'altro. Insomma, mi sembrava una questione interessante questa dei doppi, di questo bisogno materiale, in fondo, no? Di appoggiarsi su qualcosa. L'ispirazione è, per definizione, la cattura, l'impossessarsi di un altrove che ci rappresentiamo come qualcosa che non è nella mente di chi questa ispirazione ricerca.
può essere un altrove esterno o un altrove di sé, interno quindi. Ma qualunque forma assumerà processualmente o definitivamente l'oggetto che di questa ispirazione si materializzerà, esso non potrà non essere un ibrido, una chimera, un meticciato dell'interno e dell'esterno del soggetto che lo produce. I processi implicati sono molteplici, alcuni li abbiamo già visti, no? Anche nel discorso che si faceva a proposito dell'identificazione del gruppo. La percezione innanzitutto e di conseguenza la simbolizzazione, l'impossessamento e inevitabile possessione, che è quello che veniva definito prima a proposito, no, dell'identificazione dell'eroe pre-opera, nel senso di questo rischio che nel momento in cui vai a prenderti qualcosa e te ne impossessi, come modello per esempio, poi questo modello ti può possedere e tu vieni messo in disparte rispetto al modello che hai scelto. Appunto, vabbè, tutto questo ovviamente abbiamo visto anche prima si ha a che fare con l'identificazione. L'uso dell'ispirazione per creare qualcosa si può produrre solamente in uno spazio transizionale esterno-interno, quindi me e non me, con il tramite della materialità somato-psichica dell'autore e della materialità dell'oggetto che la tecnè applicata permette di produrre. E si tratta di un oggetto dall'indecidibile natura di creato-trovato. Come per Winnicott accade con l'oggetto del soddisfacimento prima, che questa illusione di creato-trovato deve mantenere, e con l'oggetto transizionale poi. La pensava così anche Aristotele, quando dice che la tecnè, arte per Aristotele, è il nome di una, no scusate, non è una citazione da Aristotele, è una citazione da Vassalli che racconta questa questione della tecnè, applicando la tecnè, ed è un articolo estremamente interessante secondo me, che trovate sulla rivista, applicando questo concetto della tecnè greca al lavoro psicoanalitico. E lui scrive, Vassalli, la tecnè per Aristotele è il nome di una produzione fattuale che raggiunge il suo scopo configurandosi in un'opera. Quando qualcosa è così prodotta, l'opera che ne risulta non esiste in sé per necessità, cioè non è data per scontata, è qualcosa che non può essere compresa se non quando è terminata, racchiusa in un divenire. L'oggetto della tecnè è così il probabile, nel senso del possibile, e può esistere come non esistere. Non c'è dunque alcuna conoscenza assoluta e assicurata del soggetto, ma piuttosto una conoscenza che riposa sulla supposizione a cui si confà un uso congetturale della ragione. La tecnè, anche quando è guidata da un'idea, non può mai determinare con certezza l'esito di un'opera. Cerchi le fine della citazione di Vassalli. Cercheremo di usare della musa, della sua natura, del suo statuto e della sua posizione variabile e ambigua, come abbiamo visto a proposito del vero e del falso, per esempio, per provare a riflettere su tutto questo. Cito da Susanetti. Le muse vogliono essere là dove pulsano le forze sacre della natura, dove le potenze si manifestano lontano da occhi indiscreti e profani. In questo sono del tutto simili alle ninfe, fanciulle divine, anch'esse solitarie e sfuggenti, anch'esse amiche degli altri e dei boschi, signore delle sorgenti e di tutto ciò in cui scorre la linfa della vita. Gli antichi non avevano dubbi nell'accostarle, identificando talora le une con le altre. Musa, ninfa, linfa e fanciulla paiono così comporre un tutt'uno e confondersi come in una serie analogica ove a dominare è il principio femminile, che ora rifugge lontano dai mortali, ora si impossessa di loro, invadendone la mente. Principio femminile che ora fluisce inafferrabile, ora invece si coagula in forme e in corpi. Forme della natura, forme dell'emozione, forme delle parole e del pensiero. Fine della citazione di Susanetti. Sulla figura della musa, su ciò che essa incarna, convergono molteplici processi psichici che sulla sua rappresentazione si appoggiano, o forse meglio si materializzano. Scrive Winnicott in La sede dell'esperienza culturale. Ho usato il termine esperienza culturale come estensione dell'idea dei fenomeni transizionali e del gioco, senza essere sicuro di saper definire la parola cultura.
L'accento, infatti, è sull'esperienza. Quando uso la parola cultura, penso alla tradizione che viene ereditata, penso a qualcosa che è patrimonio comune dell'umanità, al quale contribuiscono singoli individui e gruppi e dal quale tutti possiamo attingere se abbiamo un luogo dove mettere ciò che scopriamo. Le muse, pur con una posizione preeminente in quanto protettrici e ispiratrici delle arti, partecipano della vasta e diffusa stirpe delle divinità femminili minori, le ninfe, delle loro varie declinazioni, ninfe, driadi, naiadi e anche sirene. Tutte giovani, giovanissime donne nel sembiante, core, fanciulle, partenos, non so gli accenti perché non me li ricordo, vergini, figure in qualche modo intrise di erotizzazione per l'età di passaggio, per la bellezza, per l'ostensibilità del raggiungimento della pienezza sessuale, vincolate o volontariamente trincerate in una condizione di castità, desiderabili ma anche desideranti, continuamente esposte al ratto e allo stupro. La vicenda di Persefone condensa gli elementi costanti di questa età della donna, rappresentata nel mito, reiterando l'elemento della transizione dalla forma temporale del ciclo vitale, metafora dell'avvicendarsi delle stagioni, alla dimensione spaziale, la vita di Persefone, che si sarebbe svolta 6 mesi sopra e 6 mesi sotto la Terra. La Terra che qui non è Gaia, l'elemento primigenio, ma Cthon, che la rappresenta nel suo aspetto concreto di superficie abitata dai mortali, linea di separazione dal mondo infero ctonio. Elemento questo del mito di Persefone comune ad una componente del mito delle ninfe, spesso deputate alla custodia dei luoghi di transizione, delle fonti, dei confini tra la terra e l'altrove. Le sirene in particolare, che in una delle versioni del mito erano state sue compagne di Persefone, svolgevano la funzione di accompagnatrice delle anime nell'attraversamento del confine tra la vita e la morte. Molto spesso, per questa ragione, si trova nel corredo funebre del vasellame, del vasellame che porta la loro immagine. Perché le sirene erano in una delle versioni del mito delle bellissime fanciulle che erano compagne di Persefone. Quando Persefone fu rapita da Ade, la madre Demetra si arrabbiò tantissimo e una delle colpe che fece a queste accompagnatrici fu di non averla aiutata, salvata, sorvegliata e le trasformò in sirene, che sono appunto questi brutti uccellacci che potete vedere. Le ninfe in alcune narrazioni mitiche si alternano e si sovrappongono alle muse, anch'esse custodie di fonti, anch'esse capaci di dire il vero, ma anche di mentire, entrambi conservatrici della memoria e portatrici dell'oblio, perché questa è l'altra forma. Ma mentre la musa che ha visto e quindi conosce la verità, ispira il poeta dal di dentro, senza comparire materialmente sulla scena, e solo attraverso il poeta, tramite l'ascolto del poeta, gli uomini acquisiscono conoscenza, esiste cioè un intermediario tra gli oggetti di conoscenza e l'uomo, le sirene invece parlano direttamente agli uomini. Lo fanno di persona e degli uomini in questione narrano. E la conseguenza, perché anche le sirene raccontano a Ulisse la sua storia, in realtà, no? Direttamente lo fanno di persona e degli uomini in questione, e la conseguenza di questa comunicazione senza intermediazioni, trasformazioni, traduzioni, è annichilente, è un esito letale. Le sirene uccidono. Si tratta in questo caso, cioè uccidono annichilendo. Si tratta in questo caso di una sorta di travaso massiccio e traumatico della conoscenza, della realtà, dell'alterità, senza che nei confronti di queste verità possono essere poste barriere, difese o scudi protettivi. Il parecitatorio, il diniego della percezione, la rimozione e l'oblio nella prospettiva freudiana, ma anche la percezione creativa nella teorizzazione linguistica. Cioè quel processo tramite il quale, alle origini, possiamo assorbire del reale la quota di esso che ci è tollerabile e anche trasformarlo, nella misura in cui questa trasformazione si rende necessaria per far fronte ad esso creativamente.
Processo questo che anche pone le basi del successivo accesso alla creatività. La realtà, nelle sue varie forme, ma nella forma dell'alterità soprattutto, è all'origine traumatica. Ciò che può renderla tollerabile e quindi anche accessibile è la sua trasformazione, traduzione in rappresentazioni tramite i processi di legamento e le difese messe in atto nei suoi confronti. Quindi anche la cancellazione, l'allucinazione negativa. L'altrove, insomma, ha molti luoghi in cui il cui elemento comune potrebbe essere laddove non c'è consapevolezza di sé, ma dove alberga una conoscenza che si suppone potrebbe esserci e della quale ci si vorrebbe impossessare. L'altrove è un'ispirazione e un'aspirazione. Ma mi sembra che queste considerazioni abbiano molto a che fare, no? Anche proprio con il nostro lavoro e sul senso, no? Di dove... Quel che si questa è una citazione da Merleau-Ponty a proposito dell'ispirazione. Quel che si definisce ispirazione dovrebbe venir preso alla lettera, cioè realmente ispirazione ed espirazione nell'essere, respirazione nell'essere, azione e passione, così poco distinguibili che non si sa più chi vede e chi viene visto, chi dipinge e chi viene dipinto. Fine la citazione di Merleau-Ponty. Le ninfe sono depositarie del sapere mantico e come le muse anch'esse ispiratrici o quantomeno induttrici di quello stato creativo e o di eccitamento, mania, quella di cui si parlava anche prima, definito come la follia che viene dalle ninfe. Questo è Calasso. Anche questo, se vogliamo, un processo di transizione da uno stato ad un altro di se stessi, il raggiungimento di un altrove di sé. Così è anche la ninfa che Aby Warburg definisce come pathos formula di pathos, formula e quindi ripetizione, dove la ninfa è, per Warburg, la cifra, questa è una citazione di Agamben che condensa così il pensiero di Warburg, la ninfa è la cifra delle pathos formel che gli uomini si trasmettono di generazione in generazione e a cui legano la loro possibilità di trovarsi o di perdersi, di pensare o di non pensare. Una natura abitata, quella degli antichi greci, un mondo, quello visibile, in contatto con un altro mondo, un altrove, quello della divinità, quello degli inferi. L'uomo che l'abita ne partecipa, anche consapevole quindi di poter albergare in sé questo altrove. Nel mito esiodeo della creazione dell'universo, Cronos, il dio del tempo, separa la madre Gaia dal padre Urano, castrando il padre, un padre che è specularmente uguale alla madre e da lei generato. Cronos, dai pensieri scaltri, su istigazione della madre, castra con un falcetto che la madre gli fornisce il padre, che con la madre si accoppia incessantemente e non permette che i figli che Gaia concepisce, i titani, escano dal suo ventre. Urano, con un urlo di dolore, si distacca da Gaia e così si origina lo spazio fra la terra e il cielo e il tempo delle generazioni che si succedono. Nel mito cosmogonico esiodeo, dal sangue di Urano nacquero le Erinni, dee della vendetta, persecutrici di coloro che si macchiano di delitti contro i congiunti, i giganti e le ninfe dette Melie, anche le muse quindi, da sempre presenti nel tempo. Le muse infatti vedono e dunque sanno perché hanno il dono di pareina, di essere presenti, questo cito da Sudanese, di essere là sempre, dove ogni cosa è, per questo al loro tempo è l'aion, giusto l'accento, eterno, immoto, inesauribile, ma diviene anche Cronos, perché esse, liberate dalla violenta separazione di cielo e terra, cantano nello spazio così creato da Cronos, appunto, di passato, presente e futuro, di sequenze temporali quindi che esse ordinano. Questa forma, questo mi sembra che abbia molto a che fare con quello che si diceva anche prima, no? del sempre, del per sempre. Questa forma del mito coincide straordinariamente con le riflessioni che andremo a fare a proposito del luogo delle muse. Ritornando alle ninfe, esse nascono dal sangue di Urano. Si tratta di una separazione violenta, quella da cui nascono, quindi di una castrazione che in questo mito coincide con la separazione originaria. Le ninfe vengono quindi generate da una mancanza e da un'incompletezza di cui sono l'esito.
Per questo anche io credo sono a giusta ragione le divinità invocate per la creazione artistica. Non solo, ma mi sembra che questo racconto dell'origine dell'universo nel mito e nel racconto di Esiodo, insomma, coincide in una qualche misura con quello che è la nascita dell'individuo, che passa da una condizione di indifferenziazione originaria relativamente all'oggetto madre, quella che noi chiamiamo identificazione primaria, all'acquisizione di una separatezza anche proprio attraverso l'area e i fenomeni del transizionale di Winnicott, e mi riferisco qui appunto alla sua teorizzazione, ma anche attraverso una separazione che ha sempre qualcosa di inevitabilmente violento e dove la perdita dell'oggetto coincide con la castrazione, e che mi sembra che siano tutti elementi che ritornano proprio in questo mito in modo molto, molto forte. E anche nel tempo si colloca la versione più nota della loro nascita, delle muse, quelle ricordate dalla Teogonia di Esiodo, dove esse sono figlie di Zeus. Per 9 notti consecutive, in un sacro talamo, lontano da tutti gli altri immortali, il signore dell'Olimpo si unì a Mnemosine. A proposito dei racconti di Demodoco, quelli degli amori, la dea della memoria. E a tempo debito, quando i mesi ebbero concluso il loro corso, Memoria partorì 9 splendide fanciulle dall'animo concorde. Da allora, delle dimore dell'Olimpo, aggiunge Esiodo, le muse vivono insieme alle Caridi e al desiderio, e questa mi sembrava un'altra questione interessante, cioè che fossero collegate sia insieme alle grazie sia insieme al desiderio. Non a caso, evidentemente, questa vicinanza con il desiderio. Ma un'altra storia è ancora narrata sulla nascita delle divine fanciulle, prendo sempre da Susanenti, in uno dei suoi inni da Pindaro, che evocava il momento in cui Zeus si apprestava a festeggiare le proprie nozze con Temide. Con lo stabilirsi della signoria di Zeus, tutto sembrava giunto ad una forma perfetta e definitiva. Ma il sommo Dio, quasi per togliersi un dubbio, volle interpellare gli altri membri della famiglia celeste. Vi era forse ancora qualcosa che mancava? Gli dei risposero sollecitandolo a creare alcune altre divinità che fossero in grado, con le parole, la musica, di ordinare e ornare la sua grande opera e l'intero assetto che gli aveva prodotto. Per questo Zeus subito provvide a generare le muse. Solo la parola e il canto delle muse trasformano la realtà della perfezione sovrana di un cosmos. La voce delle divine fanciulle non si limita semplicemente a celebrare ciò che è stato creato, ma lo ordina e, nell'ordinarlo, lo adorna, lo dota di significato e di bellezza. La parola non è un supplemento che si aggiunge all'esistente, ma un potere che compie il mondo e lo fa essere in tutto il suo splendore. Il loro tempo quindi è anche poiché il tempo della sospensione necessario alla elaborazione, a quella elaborazione di un accaduto che esse ordinano e nell'ordinarlo lo adornano, lo dotano di significato e di bellezza. Qui c'è la storia, secondo me, che entra in questo discorso, le trasformazioni vere o false che gli storici fanno per dare una coerenza, una visione di ciò che è accaduto, che in fondo viene descritto in questo ornare e trasformare. Qui comunque in questo lavoro delle muse, che è fatto attraverso il linguaggio soprattutto, coincidono l'accaduto, che è l'esterno, l'altrove e il linguaggio. Gelà lo sintetizza in questi termini: la musa come figura dell'ispirazione si trova alla giuntura esatta di 2 categorie, cioè nel luogo intimo e universale al contempo, che caratterizza per ciascun umano lo statuto stesso del linguaggio e lo statuto stesso dell'alterità, intesa come la combinazione del differente e del simile, l'altro ma in me, perché l'altro ci viene, il linguaggio ci viene dall'altro per definizione. Quindi noi siamo abitati da qualcosa attraverso il linguaggio che abbiamo acquisito e di cui ci siamo impossessati, e
che ci possiede di conseguenza perché è un'emanazione dell'altro. Paradossalmente, quindi, esso è contemporaneamente retaggio e testimone di una fondamentale componente indifferenziata e indifferenziante con l'altro, la lingua madre. In questo senso il linguaggio è anche l'erede del narcisismo primario e acquisizione differenziante, indispensabile strumento nella relazione con l'altro, perché solamente, prevalentemente attraverso di esso, l'altro potrà essere raggiunto e sarà possibile ristabilire con esso un contatto. Ma allo stesso tempo erede anche dell'originaria castrazione, della perdita di una completezza. Si è costretti a parlare perché ci manca qualcosa, perché abbiamo bisogno di qualcosa. Così si è spinti a produrre linguaggio. Dalla mancanza, quindi, nostalgia e motore del desiderio. Si dispiega qui la centralità della sua componente, meglio della sua essenza transizionale, nel senso del suo essere oggetto di snodo e di evoluzione di questi processi nella relazione con l'altro e con l'alterità in sé. Le ninfe, custodi dei luoghi di passaggio per l'altrove, sono le depositarie del sapere mantico e nella cultura greca come gli dei possono possedere gli uomini, che divengono così ninfoleptoi. Si tratta di una possessione molto diversa dalle forme patologiche di essa, forme peraltro ben conosciute dai greci. Questa forma di possessione, strettamente connessa alla conoscenza, in quanto portatrice di conoscenza, è ad esempio annoverata da Aristotele, nell'Etica Eudemo, fra le forme della felicità, un tipo di felicità che è caratterizzata dall'ebbrezza, mania, viene per ispirazione di un essere divino ed ha un carattere abrupto. Questo è Calasso. La mente era, sempre Calasso, la mente era per i greci un luogo aperto, soggetto a invasioni, incursioni subite o provocate. Quando la vita si accendeva nel desiderio o nella pena o nella riflessione o anche nella riflessione, gli eroi omerici sapevano che un dio li agiva. Ogni accrescimento subitaneo dell'intensità faceva entrare nella sfera di un dio. Fine della citazione. L'accrescimento dell'intensità della spinta delle pulsioni le configura come estranee, l'io le subisce come aliene, un dio lo possiede. Questa conoscenza e questa consapevolezza non potevano presentarsi se non in termini erotici, teoleptos e teoplectos, essere presi dal dio e l'essere colpiti dal dio, le due modalità fondamentali della possessione corrispondono a due modi delle epifanie erotiche di Zeus, il ratto e lo stupro. Perciò Platone, dopo aver elencato nel Fedro i 4 tipi della possessione, afferma che la possessione suprema è quella erotica, la mania erotica. Ma c'è anche l'aspetto dell'impossessarsi, perché la musa, che tutto ha visto e tutto conosce, detiene il possesso di questo tutto. E di almeno una parte di questo tutto il poeta vorrebbe impossessarsi. E ancora ritorna all'altrove, perché di questa parte del tutto che il poeta desidera possedere, nulla egli ha visto e nulla conosce. Risuona qui la descrizione che Freud fa a proposito del fatto che l'analista nulla ha visto e nulla conosce della realtà del suo paziente, ha solo un racconto. Winnicott riflette sul fatto che l'esperienza dei fenomeni transizionali che sono altamente soddisfacenti potrebbe essere pensata in termini di estasi o orgasmo dell'io. Nella persona normale, cito da Winnicott, ad un'esperienza altamente soddisfacente come quella che si riceve ad un concerto a teatro nell'amicizia può riservarsi un termine come orgasmo dell'io che attira l'attenzione su un culmine e sull'importanza del culmine. Fine della citazione da Winnicott. Nella prospettiva psicoanalitica, questo è Freud, poiché il processo della conoscenza è contaminato dall'inconscio e poiché questo è sessuale, il processo stesso del pensiero viene sessualizzato nella misura in cui il piacere sessuale, solitamente in rapporto al contenuto dell'atto del pensiero, è diretto verso l'atto del pensare in sé e per sé e la soddisfazione provata nel conseguimento di un risultato intellettuale viene avvertita come soddisfazione sessuale. La pulsione di sapere è un modo sublimato di appropriazione dell'altro, lavora con l'energia del piacere di guardare.
Nella figura della musa, nella relazione che il poeta stabilisce con essa, si ripropone tutto il problema e la conflittualità di attività e passività, impossessarsi ed essere posseduti, catturare l'altro, trattenerlo al proprio interno e però così anche ospitarlo ed essere da lui controllati, addirittura infestati, come è per i fantasmi. Ma anche con Paul Denis l'attivo impossessamento dell'altro, che deve poi divenire una posizione passiva per permettere all'altro di essere da lui soddisfatto. Salterei perché diventa troppo lungo questa questione anche se è interessante, casomai la riprendiamo, questa questione dell'identificazione a partire da Apollo che si invade il luogo e si prende dentro di sé Pitone per tutta la storia del sapere mantico in questo senso, e passerei a quest'altra storia delle sirene, pagina prima della, eccolo lì. A Lisbona, al Museo Nazionale di Archeologia, vide un mosaico romano raffigurante le sirene. Ognuna di esse portava sulla testa una piuma azzurra. Venivano le muse, quelle muse, dall'aver vinto una contesa con le sirene. Le avevano vinte nella gara, cioè queste passavano la vita a fare garette nella gara di canto, e per questo poi le avevano spennate, e questa mi pareva una cosa bellissima, l'idea che queste cavavano le penne, di esse conservavano sul loro corpo l'essenza nella forma di un impalpabile e vistoso ornamento. L'identificazione chiede innanzitutto il sacrificio dell'oggetto. Essa infatti si comporta come, questo è Freud, si comporta come un derivato della prima fase orale dell'organizzazione libidica nella quale l'oggetto bramato e apprezzato veniva incorporato durante il pasto e perciò distrutto in quanto tale. Fine della citazione da Freud. La vittoria delle muse con il rituale simbolico della spennatura fu addirittura, secondo Eustazio di Tessalonica, questo è Bettini che scrive, autore dei commentari dell'Iliade e dell'Odissea, all'origine di una formula omerica molto famosa quanto discussa, questa delle parole alate che citavo. Anche Eptea per teroenta. Ce l'ho fatta? Le muse infatti non solo si coronarono delle ali delle sirene per umiliarle, ma segnarono alle parole lo stesso epiteto alate. Questa è un'altra versione, no? Quasi per consacrarne la capacità di vincere come loro avevano trionfato sulle sirene. La notazione è quantomeno suggestiva per i passaggi dalla concretezza alla rappresentazione. Se infatti il vincitore ha il diritto di appropriarsi delle armi del vinto, in questo caso l'impossessamento diviene, come nell'identificazione, possessione. Saranno le muse a produrre e ispirare parole alate, usando quindi proprio gli strumenti delle sirene dei quali si sono appropriate vincendole. Mi riferisco qui alla sostanziale differenza e però necessaria complementarietà del canto delle sirene rispetto a quello delle muse. E infatti il canto delle sirene incarna la seduzione dell'irrazionale, la fascinazione del caos, contrapposto al logos, al sapere divino da cui emana la musica di Apollo e delle muse, e che per forza è anche una falsificazione, come si diceva prima. Dove però è indispensabile accogliere ed attraversare il caos e l'irrazionale per procedere nella conoscenza come nella creazione artistica. Non so se valga la pena di fare un'interruzione adesso, altrimenti diventa troppa roba, discutere un minimo su queste questioni, poi fare un'interruzione, casomai leggo l'altra parte dopo e poi facciamo, se no diventa veramente troppo. Sì. Forse sì. Interrompiamo qui? No, io pensavo se qualcuno aveva qualcosa da dire su questa, ma brevemente, insomma, giusto qualcosa perché altrimenti diventa troppo e diventa troppo difficile catturare tutta una serie di cose. Vai. Una domanda. Sapete tante cose molto interessanti. La questione della conoscenza, perché sia il discorso del professore, grazie, sia il discorso della... mi interessava, tra le tante cose, un approfondimento sulla dimensione della conoscenza a cui faceva riferimento il professore Susanetti e la dottoressa Munari. Di che conoscenza si parla per
Omero, per esempio, che cos'è questa conoscenza? Conoscenza di cosa, di chi? E mi interessa perché mi ha molto sempre intrigato tutto il discorso sulla pulsione a conoscere, partendo da Freud per arrivare ad altri come la Melania Klein. Dunque, Freud è vero, fa riferimento alla sessualità nel 1905, però alla fine della sua vita, in una lettera alla Marie Bonaparte, mi pare, dice che pensa che la pulsione a conoscere sia un po' lo sublimato della pulsione di morte, della pulsione distruttiva. Quindi questa faccenda, mi chiedo, la conoscenza, se ha a che fare con la morte, importantissimo l'11° canto dell'Odissea, dove Odisseo appunto va nell'Ade e la dea, la Circe, gli dice per arrivare a conoscere, diciamo così, il tuo punto di inizio della tua vita, devi passare per la morte, per la conoscenza della morte. Quindi, appunto, la domanda è: di che conoscenza stavano parlando? Di che conoscenza si sta parlando in genere? Allora, qui la cosa, come dire, si farebbe ardua. Mi verrebbe, come dire, da rispondere con una battuta, cioè che da un certo punto di vista, diciamo, la conoscenza agognata, queste storie in questi orizzonti, alla fine è la conoscenza perfetta del non essere uomini, se vogliamo, come dire, ragionare all'antica, cioè in qualche modo la conoscenza è perfetta nella misura in cui dissolve un soggetto, dissolve anche l'oggetto, e in questo orizzonte diventa un vedere e toccare che non corrisponde più, diciamo, al perimetro e al profilo del Brotos, cioè dopo che ovviamente c'è una conoscenza che continuamente deve essere ricondotta al piano della comunità, al piano della città, alla dimensione di un qualche cosa che media, ordina e compone quella dialettica dell'identico e del diverso, però la seduzione della conoscenza, che eroticamente, appunto, come si diceva prima, la musa sostiene, veicola, ma diciamo anche quella seduzione che tutto sommato certe pagine platoniche fanno intravedere, è la percezione, diciamo, è la perfezione di un'esperienza in cui il soggetto si dissolve, si rigenera, ma quello che ne viene fuori è un qualche cosa che in quel senso forse porta ancora il nome che proprio con cui si faceva riconoscere prima, ma non ha più nulla a che fare con ciò che era prima di quel passaggio. Prima Franca Munari evocava Persefone, no? Ma chi entrava nel gioco dei misteri entra appunto in un gioco con la morte, in un gioco con la vertigine, con lo spaesamento, e continuamente i poeti ci dicono: no, beati quelli che hanno visto quelle cose. E nessuno, come dire, nomina o specifica mai quelle cose, ma perché proprio, come dire, è un punto in cui si produce un vuoto, un punto in cui c'è un dissolvimento, un afanismos sia dell'oggetto che del soggetto stesso, ed è lì che qualcosa effettivamente forse di divino, di significativo si compie. Se posso poi aggiungere una cosa rispetto a quello che era emerso prima a proposito dell'aspetto cosmetico, no? della parola. La Grecia ha la consapevolezza, insieme, forse non la usa fino in fondo, quello che era presente forse in altre mitologie
con maggior sottolineatura come quella indiana, cioè che la parola compie, cioè che la parola non è interessante tanto quanto dice qualche cosa o indica qualche cosa, no? Ma la parola, ovviamente quella poetica, è una parola che fa, una parola che realizza, che in qualche modo sostanzia qualche cosa che prima non c'era. E in questo caso come dire, è effettivamente poetica, nel senso che appunto produce nel senso più forte, produce insieme anche, è capace di riplasmare, ma riplasmare non soltanto l'identità o la narrazione dell'identità, ma proprio come dire, di riplasmare e trasformare la realtà stessa. Ed è lì che c'è quell'ambivalenza, come dire, dettata dall'episodio che appunto Franca Munari ricordava prima citando un passo del mio Luce delle Muse, cioè quando appunto Pindaro racconta quella cosa relativa alla nascita delle muse, no? In realtà appunto Zeus ha finito di lottare per debellare, diciamo, le divinità più antiche, i mostri di una era precedente, no? Ha appena instaurato la sua signoria, no? Ma non c'è completezza dell'opera e allora appunto gli viene segnalato la necessità di una potenza capace di catacosmein, dice Pindaro, cioè, e qui appunto l'ambivalenza, no? Cioè di abbellire, cioè di esaltare ciò che già è, cioè di in qualche modo magnificare, celebrare, no? Un'esistenza che è data, un assetto delle cose che si sono appena fatte attraverso l'azione di Zeus. Però dall'altra parte Cosmos non è soltanto ciò che orna, ciò che celebra, ma Cosmos è proprio la struttura, cioè è in qualche modo la dimensione dell'ordine. E in questo senso, appunto, la parola non è che celebra l'esistente, ma lo perfeziona, nel senso che gli dà quella compiutezza che non vi sarebbe senza la parola. E qui, ripeto, è una versione greca, appunto, che non si sbilancia tanto quanto, no, la mitologia indiana, dove parola insieme a mente sono le due potenze che fanno essere tutto, no? Però appunto oscillano tra il cosmetico e il poetico nel senso più forte. Un'altra cosa che ha sottolineato, che ha ricordato Franca Munari, è la dimensione del desiderio, no? Che si accompagna al corteggio, diciamo, in cui le muse sono iscritte. Esiodo insiste più volte in quei 150 versi che sono l'inizio della Teogonia su questa dimensione del godimento, no? Cioè godono a cantare le muse, gode la mente di Zeus nell'ascoltarle, godono i mortali, no? Della poesia che fluisce dalla bocca del cantore. Cioè c'è un elemento di piacere, no? Che sta e che è una condizione forse anche, no? Di efficacia di ciò che avviene nella comunicazione. Un piacere che però ha insieme il suo, diciamo, correlativo nell'oblio, cioè abbiamo ricordato che le muse sono figlie di memoria, di questa memoria che poi, ripeto, è una potenza della mente diversa, diciamo, dall'archivio semplicemente dei dati, però Esiodo, 20 versi dopo aver detto che sono figlie della memoria, di Mnemosine,
dice, ah ma che bello, dice il potere delle muse di creare le smossine, cioè di creare l'opposto di ciò che il nome della loro madre dice, cioè di creare oblio. Ma oblio in che senso? Dice, perché chi dice ha il cuore disseccato da affanni, piegato da un lutto recente, basta che ascolti la voce del cantore, no? E tutto dimentica. E qui sarebbe da riflettere appunto se la dimenticanza in qualche modo farmatica, no? Come se la parola della poesia fosse quel nepente, quella droga che Elena usa nell'Odissea, no? Perché i suoi ospiti non piangano ricordando le vicende antiche, cioè è, diciamo, un effetto che affattura e ipnotizza, e quindi noi diremmo forse con un altro linguaggio rimuove, ed è questo, diciamo, l'oblio piacere, oppure è, diciamo, un oblio piacere determinato da una dilatazione dello sguardo, cioè appunto ancora una volta dal trovare una relazione con storie e vicende che hanno a che fare con la propria storia, cioè con il fatto di specchiare il proprio tracciato in altre paradigmatiche, no? Narrazioni. Questo Esilio lo lascia indeterminato, evidentemente, come dire, però diciamo che questo è un'alternativa, un nodo su cui riflettere. E quanto alle sirene, qui mi limito ad un'osservazione che riguarda l'Odissea, perché poi chiaramente quando si inseguono i personaggi del mito si può seguire lunghe traiettorie e quindi anche, come dire, lunghe alternative, ma per come funzionano le sirene nell'Odissea c'è un dato, diciamo, molto rilevante. Loro sono suadenti, cantano con voce dolce e sonora esattamente come le muse e promettono conoscenza, appunto. Invitano, no? Odisseo ad avvicinarsi come dire, ad approssimarsi alla dimensione dell'ascolto. E gli si rivolgono con un termine, con un epiteto, gloria degli Achei, che in realtà nella forma che ha nel testo si usa soltanto, viene usata soltanto nell'Iliade. Cioè è come se le sirene, chiamando Odisseo e usando un epiteto per chiamarlo ad ascoltare, si riferissero a lui rispetto a quello che è l'immagine del suo passato, cioè lo chiamano con un epiteto con cui Odisseo è chiamato soltanto nell'Iliade. E allora si pone la questione, ma diciamo questo ascolto, conoscenza che le sirene promettono, è un qualche cosa che è legato anche alla prosecuzione del viaggio, o è l'immagine già chiusa e definita di un passato e di una storia? Perché chiaramente, appunto, usando questo epiteto che si riferisce al suo passato, che si riferisce a Troia, che si riferisce all'Iliade, è come se, diciamo, mettessero Odisseo davanti allo specchio di un fu se stesso, magnifico, no? Ma la conoscenza di quel fu se stesso in qualche modo trasformerebbe Odisseo nel morto. Nel morto di cui si può dire tutta la gloria possibile, proprio perché ha cessato di vivere oltre. Ma l'eroe Odisseo dell'Odissea e non dell'Iliade non può ascoltare quelle sirene, perché non compirebbe il viaggio, non sarebbe l'Odisseo dell'Odissea, sarebbe, come dire, il defunto glorioso, cioè quel che è stato, non quel che ancora potrà essere. E forse è questo anche, diciamo, un pericolo che le sirene rappresentano,
e che le distingue da quella dimensione più generante e generativa, e quindi del possibile e del futuro, che invece forse le muse, pur con le loro altre ambivalenze, evidentemente hanno. Ultimissima cosa, ovviamente appunto nel muovere i fili della teoria evochiamo la parola pulsione, diciamo, ridescriviamo in altri termini, in un altro linguaggio, le parole e le immagini che incontriamo in queste vicende. Ed ovviamente, come dire, non si può non farlo nel momento in cui esercitiamo con i nostri strumenti una riflessione. E tuttavia c'è una cosa di cui, diciamo, gli antichi stessi sono consapevoli nel momento in cui, usciti dall'età arcaica, loro stessi, come dire, dispongono e sviluppano degli strumenti teorici di cui prima evidentemente non v'era contezza. E cioè che, diciamo, tutta questa dimensione del mythos, cioè del mito che la poesia veicola, ha bisogno di non essere troppo analizzata, di non essere troppo, tra virgolette, compresa, e per così dire di agire come un incantamento. Perché se, come dire, troppo io la ritraduco in un'altra dimensione, finisco per non farla funzionare. Il Socrate del Fedone, scusate, Socrate che parla nel Fedone di Platone, quindi un Socrate che sta per morire, che sa di star per morire, racconta un lungo mito relativo all'aldilà, e lo racconta dopo che lui e i compagni hanno cercato di dimostrare l'immortalità dell'anima. Ne hanno tentate diverse prove argomentative. L'ultima sembra quella logicamente più persuasiva, eppure c'è qualche cosa, come dire, che resiste alla persuasione. Ed è lì che allora Socrate comincia a raccontare questo mito dell'aldilà con parole che lentamente la tradizione gli consegna, e quando finisce di raccontare questo mito chiaramente dice, nessun uomo sensato oserà dire che le cose sono esattamente così come sono state appena pronunciate. E tuttavia dice, bisogna raccontarsele, bisogna ascoltarle, e bisogna, come dire, farsi questa sorta di incantesimo. Dice, perché è bello il rischio. Cioè, in qualche modo il mito come parola e come racconto è un rischio, no? Ma c'è una qualche, come dire, bellezza nell'arrischiarsi in questo dominio, perché è l'unica dimensione che una parte dell'anima riconosce. Ed è l'unica dimensione a cui una parte dell'anima, nel riconoscersi, anche forse, come dire, si acquieta in un diverso consistere, cosa che nessuna argomentazione è in grado di fare. Allora, le associazioni su queste cose sono tantissime. Allora, prima di tutto il discorso della trasformazione della letteratura, e mi venivano in mente due citazioni, una di Proust che dice che la vita vera è la letteratura e l'altra di Pessoa che dice che il poeta è un fingitore perché finge che è dolore anche il dolore che veramente sente. Cioè, se vuoi raccontare una cosa devi uscire da una dimensione soggettiva del sentire, e qui viene fuori l'altro discorso sulla conoscenza, forse, che per certi versi si lega anche in modo molto semplificato a queste complessissime cose e così interessanti che ci ha appena raccontato, e cioè che in fondo la conoscenza è come desiderio, è proprio un modo di dimenticarsi di sé, perché alla fine noi desideriamo conoscere
per pensare qualcos'altro che non siamo e che ci permette di acquisire degli elementi per pensare, dove in questo pensare ti sottrai a te stesso da un certo punto di vista, oppure la conoscenza è farsi portare da qualcuno da qualche altra parte, perché quello che ti piace ascoltare è una storia dove c'è qualcuno che ti porta da qualche altra parte. In questo caso di solito non pensi, casomai ci pensi dopo, intanto ti fai portare. Queste sono due dimensioni comunque del non esserci, nel senso che in un caso non voglio pensare a me per quello che sono e voglio trasformare quello che mi arriva dall'esterno anche in qualcosa di soggettivo, di personale, un pensiero, però dimenticandomi in un certo senso di me. L'altro è portami tu da qualche altra parte perché io dove sono, cosa sono, non ci voglio assolutamente pensare. Questi mi sembrano due aspetti che hanno in qualche modo a che fare con questa cosa. L'altra questione, beh, intanto che le sirene volevano uccidere perché il loro scopo era di portarsi la gente lì, farle morire di inedia, come Narciso peraltro. Narciso anche lui muore di inedia, si fa morire di inedia. Quindi c'è questo aspetto proprio della che io ho sempre pensato come estremamente interessante, di questa rinuncia a restare lì, no? Cioè di questa rinuncia all'andare avanti, anche che ovviamente anche Odisseo sente, tant'è che si deve far legare a questa. L'altra cosa interessante è che l'episodio delle sirene viene raccontato per ben 3 volte. E anche questa è una roba molto particolare perché non ci sono tante altre storie che vengono raccontate 3 volte. Una prima volta è Circe che racconta a Odisseo questa cosa per metterlo in guardia e dirgli che cosa deve fare. La seconda è Ulisse che lo racconta, no? Perché nello stesso modo, che lo racconta al suo equipaggio per dirgli cosa dovranno fare, e la terza volta è Demodoco. Quindi questa questione delle sirene, di quello che dicono le sirene, della condizione dell'uomo con le sirene, è se ha bisogno di così tante ripetizioni, contiene veramente, dobbiamo pensare a qualcosa di traumatico che ci costringe. Basta. Una cosa che è in qualche modo legata a quello che adesso ho detto, però è una domanda che se ho capito bene proverei di ampliare la cosa, perché a parte che mi è sfuggito l'epiteto delle sirene che hanno... Kudos, dice Kudos Acarion. Kudos è nel senso di gloria, cioè di gloria, vanto degli Achei, finito, riferito a Odisseo, è solo nelle Iliade. Sì. Sia le muse che le sirene, da un certo punto di vista, invitano ad un rapporto con la realtà. Solo che, da come diceva il professore, le sirene ti riportano ad una realtà, ad un reale che è solo traumatico, solo compiuto e che non evolve. In questa misura è traumatico ed è definitivo ed è mortale, è mortifero. La domanda però è, se ho capito bene la parte finale di quello che dicevi tu, Franca, è che anche l'invito delle muse può avere un suo pericolo. Meno. Beh, sicuramente è diverso, però da quello che dicevi mi sembra ci possa essere un richiamo ad un altrove che ti porta a perderti definitivamente, che può portarti a perderti. Allora, per quello che insomma, per quel poco che so di tutto questo, c'è la questione del linfolepto, dell'essere presi dalle linfe, che non è una condizione a cui aspiriamo e siamo tutti contenti di potercela avere. Non fa male, cioè non equivale allo spossessamento di sé nella tua mente che c'è nell'essere presi da altre divinità. La follia di Aiace, per dire, no? Non è quel tipo di follia, cioè non è quel tipo di venir meno
della mente, anzi è un accrescimento quello dell'essere presi dalle ninfe. Quindi da questo punto di vista è qualcosa di differente, per quel poco che ne so. Sì. Sì, anche qui se posso. Allora, facciamo un passo indietro. Le anime dei defunti, no, sono eidola, no? Cioè simulacri, ma eidola è un'immagine. E non è detto che sia un'immagine brutta o traumatica, è semplicemente però un'immagine compiuta, statica, assolutamente perfetta nel suo essere un'immagine di qualcosa che è stato e che può per altri tornare ad avere un valore o può, diciamo, col sangue che viene offerto rianimarsi, ma è un'immagine compiuta. Ecco, quindi, diciamo, più che l'aspetto traumatico, diciamo, il trauma semmai, come dire, è qualcosa che accade dopo, è l'incontro con un'immagine che non ha quell'incompiutezza che consente, come dire, il possibile, che consente l'ulteriorità di qualche cosa, per cui il sapere di quell'immagine e quindi l'ascolto della parola delle sirene che corrisponde al sapere di quell'immagine è esattamente, come dire, lo specchiarsi anche in una cosa che è perfetta, ma semplicemente perché appunto nel suo essere perfetta può essere mortale o come può essere, come dire, divina, ma comunque non è più umana. Ecco, cioè, questo sempre, diciamo, tornando a quello che si diceva prima, c'è una perfezione che ovviamente, come dire, ti porta fuori dall'umano, o verso l'alto o verso il basso, poi dipende dalle opzioni che si possono adottare. Quanto al discorso del perdersi, però lì c'è questa dimensione appunto del poeta come mediatore, perché il poeta ispirato dalle muse funziona un po' come uno sciamano che appunto con questo, diciamo, veicolo magico del suo carro sa orientarsi nello spazio di questa mente, sa orientarsi nello spazio del mito, sa andare là dove, diciamo, c'è la storia, no? Sa tornare indietro a portarla, no? Mediando tra queste due cose. E quindi poi, diciamo, la comunità che ascolta, la comunità che fruisce, è la comunità che ascolta la Edo, non che ha, diciamo, il vis-à-vis diretto con la musa o con la sirena. Possiamo fare 2 minuti di pausa? Sì. Tornando sulla dimensione della conoscenza, allora, la conoscenza mi serve, giustamente dicevi, per non pensare a me, ma mi serve anche per pensare a me in un modo ampio. Finalisticamente. Quindi la conoscenza da una parte può essere emotiva, la conoscenza delle sirene, così se è stato. Ma c'è la conoscenza del poeta, così si può essere. Credo che sia questo la differenza dalle cose. La conoscenza è su due fronti. Su tanti fronti, non so come questo. Sì. Si stava parlando, e allora la conoscenza mi porta da un'altra parte, perché dicevi, qui dove sono non sto bene, un'altra so abbastanza. Un'altra possibilità, perché voglio stare ancora meglio, cioè è aperto il discorso. Sì. Voglio andare a prendere un caffè, dimmi. Certo. Le sirene sono illuminanti, sono canti, con un contenuto che si chiude su se stesso. Aspetta Marco, perché non ti sento in Zoom. Non ci arriva. Sì, le sirene sono fulminanti come un contenuto che si chiude
su se stesso, che diventa come una forma di una pulsione che ribolle su di sé, senza legamenti aperti, mentre la musa, almeno come l'avete un po' descritta, sembra che intanto dice sì è così, ma può essere anche il contrario di così. Te la racconto giusta, ma te la racconto anche sbagliata. E dicendo questo, sostanzialmente ti dà un respiro enorme rispetto alla chiusura della sirena. Siccome entrambe sono personaggi che si presentificano su terreni di confine, no? Sembra che la musa ti chiuda il confine, che la sirena ti chiuda il confine, mentre la musa apre alle dinamiche tra il dentro e il fuori, come dicevi nella tua relazione, e tutto questo mi fa pensare all'io come essere di frontiera e alla visione che ne ha voluto dare Angiò di involucro. Quindi la musa è una sorta di involucro psichico che consente dei legamenti che si espandono. Ecco, volevo solo dire questo. Il poeta che se l'intende con la musa. Sì, sì. Poi provo a dire questa differenza. Poi provo a dire questa differenza tra la musa e il poeta in altri. Facciamo allora un po' di pausa. 20 minuti. La musa, come luogo esterno di sé, si configura metaforicamente come sponda, appoggio esterno della rappresentazione. La via che conduce alle rappresentazioni principia dalla simbolizzazione primaria, termine che definisce, cito Roussillon, il processo attraverso il quale le tracce percettive sono trasformate in rappresentazioni di cose, cioè a dire il primo lavoro di metabolizzazione dell'esperienza e della pulsione. Quando Freud sottolinea a più riprese nella sua opera che niente non è nel pensiero che non fosse prima nei sensi, egli indica certamente che l'apparato psichico lavora a partire dalla iscrizione delle esperienze sotto forma di tracce amnestiche percettive, ma anche che la messa in forma e l'acquisizione dell'esperienza e dei processi psichici si effettua grazie alla loro materializzazione esterna preliminare. Lo psichismo e i suoi processi hanno bisogno di trasferirsi negli oggetti e nei movimenti degli oggetti per potersi rappresentare e prendere una forma percepibile. È anche senza dubbio uno dei motivi fondamentali del transfert. Qui non l'ho scritto, ma è sempre Roussillon. La musa, fine della citazione, la musa che tutto ha visto e tutto conosce rappresenta per il poeta proprio supporto percettivo esterno di ciò che nella sua mente, nel gioco tra interno ed esterno, prenderà forma nel pensiero, ma anche il luogo dove può essere sospesa l'opposizione, e questa è un'altra questione estremamente interessante, fra allucinato, qui inteso nel senso di una fantasia di soddisfacimento, come accade nelle prime rappresentazioni di soddisfacimento del piccolissimo bambino, e percepito. Si tratta di un processo transizionale nella misura in cui il suo punto di partenza è la sospensione dell'opposizione dell'allucinato e del percepito, quindi un modo di sospensione parziale in atto dell'opposizione processo primario, processo secondario. Il suo tempo corrisponderebbe anche al tempo dell'elaborazione che tramite la musa si compie, sarebbe il tempo dell'epoché, come dicevo prima. Altra questione importante in questo processo è quella che Roussillon metaforizza attraverso l'analogia con la pasta da modellare, la quale non rappresenta nulla di per sé. Essa diventa materia da rappresentare perché non rappresenta niente. E questo, senza dubbio, è il paradosso fondamentale dell'attività rappresentativa. Essa è meglio rappresentata attraverso un oggetto che accetta di non rappresentare nulla di per sé stesso. Questo era quello che intendevo prima a proposito della musa.
Insomma, nel nostro caso, se la musa conosce qualunque cosa può da essa essere tratta. Essa non si pone come qualcosa che significhi precisamente qualcosa. Il suo tutto coincide con l'essere di per lei nulla, come la pasta da modellare. Deve solo esserci proprio nel suo essere informe. Ci si può rappresentare un processo dinamico di scoperta e di simbolizzazione, cosa progressiva, delle esperienze anteriori, ma anche dell'esperienza della simbolizzazione stessa, di autosimbolizzazione dell'esperienza, di simbolizzazione primaria, al seno del processo di simbolizzazione. Si profila allora una storia della simbolizzazione primaria che si sposta incessantemente da se stessa con l'aiuto di una simbolizzazione del suo proprio stesso processo. E questo, secondo me, è il motore del nostro bisogno anche di continuamente un'ulteriorità sempre. Si tratta della nostra prospettiva della musa, della rappresentazione dello stesso possibile processo creativo che da se stesso si genera. No, devo continuare questo simbolizzazione secondaria. Riprendiamo qui la considerazione di Gela a proposito della musa, quella che vi avevo già detto prima. La musa come figura dell'ispirazione si trova alla giuntura esatta di due categorie, cioè nel luogo intimo, universale e contempo, che caratterizza per ciascun umano lo statuto stesso del linguaggio e lo statuto stesso dell'alterità intesa come la combinazione del differente e del simile, l'altro ma in me. Siamo al cuore della questione inerente alla simbolizzazione secondaria, cioè il processo di trasformazione della rappresentazione di cosa in rappresentazione di parola in linguaggio. Il linguaggio che proviene dall'altro e dell'altro, del quale anche in questo modo ci si impossessa, inevitabilmente ne porta le tracce, l'altro in me. Ma anche il linguaggio è il mezzo, la impalpabile forma tramite la quale all'altro separato ci si può ricongiungere. Questo processo di trasformazione, costituito dal legamento rappresentazione di cosa, rappresentazione di parola, abita il preconscio. È lì, in questa istanza intermedia, nella condizione fluida rispetto alla realtà in esso si realizza, che la musa viene ancora convocata, invocata, per presiedere a questa trasformazione da processo primario, intuizione, ispirazione, a processo secondario, messa in forma, narrazione. Il mezzo è il linguaggio, il tramite anche per un ricongiungimento con l'altro, con l'esterno estraneo che esso rappresenta. Vuoi nell'antica primitiva forma di una indifferenziazione da ristabilire con esso, nostalgica condizione anche di un narcisismo primario perduto, vuoi nell'impossessamento dell'altro, dell'altrove, vuoi nel godimento dell'essere della musa, dal linguaggio, dalla creazione possedute, vuoi ancora nell'accrescimento di un valore di sé da provare, mostrare, ostentare, contrapporre, un fattore di individuazione quindi. Quindi dentro a questi processi, secondo me, c'è veramente anche tutta la condizione di esistenza e di non esistenza possibile, perché nel momento in cui tu aneli un narcisismo indifferenziante primario attraverso queste cose, ti annulli, quindi non esisti. Quindi tutto il discorso anche dell'Ade e della morte può essere visto da diverse prospettive. Io credo anche proprio in questa prospettiva del non esserci, non esistere più da un certo punto di vista, che è una tendenza, perché anche quella è una tendenza. Creatività e ispirazione. Innanzitutto di che cosa si tratta? In che cosa consiste la creatività? L'unico elemento comune, l'unico processo ubiquitario intrinseco per sua natura alla creatività potrebbe essere individuato nella trasformazione della realtà. Cito da Gagnebin, dotato di un potere particolare, il concetto di creazione non presiede a tutte le condotte che instaurano in un modo specifico una metamorfosi del reale. L'oggetto quindi c'è questo aspetto della trasformazione, no? Che è sempre un'altra questione molto intrigante in tutti questi passaggi. L'oggetto della creazione è conseguenza di una interferenza, integrazione interno-esterno, se altro, percezione, rappresentazione, realtà. È l'esito di un passaggio estesico, poietico-estesico, psicosomatico, ma anche somatopsichico, percettivo-motorio. In un certo senso potremmo anche definirlo una azione specifica. È il prodotto di processi di legamento e di slegamento concepiti, intendo azione specifica nel senso di Bion, è il prodotto di processi di legamento e di slegamento concepito all'insegna di Eros,
potrà esistere solo in forza di atti di slegamento, atti forzatamente anche distruttivi. L'inafferrabile di sé, ciò che non è stato possibile mettere in forma unicamente attraverso i processi di simbolizzazione, attraverso la relazione con l'oggetto, quindi andrà a trasferirsi sugli oggetti inanimati, questo è Roussillon, sugli oggetti del gioco, sulle opere. Sarà creatura chimerica perché proveniente dall'oggetto, dalla sua presenza e dalla sua assenza, come dicevamo, dal desiderio di una sua presenza o di una sua assenza, per il suo troppo e per il suo vuoto. Sarà a lui destinata perché concepita contemporaneamente per e contro l'oggetto. A questo punto potremmo dire, e a ragione, che l'essenza della creatività, quantomeno nella sua primitiva fase, l'ispirazione, abita la relazione con l'oggetto, è l'esito a più livelli di processi di congiungimento di varia natura e grado con esso e continuamente rilavora i fantasmi originari, seduzione, castrazione, scena primaria. Mi ha sempre colpito in Winnicott la commistione del tema della creatività con la definizione degli elementi maschili e femminili puri nel lavoro La creatività alle sue origini. L'elemento femminile è collocato all'inizio della vita quando la madre e il bambino sono fusi e non tanto si sentono una cosa sola, ma sono una cosa sola. L'elemento maschile puro, invece, entra in gioco quando il bambino combatte per distinguere me e non me. Esso è parte del processo di separazione ed è in relazione con lo stadio della preoccupazione, laddove c'è una precaria riunificazione delle due madri, la madre ambiente e la madre oggetto. In tal modo, l'elemento maschile puro indica la capacità di differenziare che si basa sulla separatezza, sullo sviluppo dell'io. Vivere in modo creativo viene allora associato con la riunificazione di elementi maschili e femminili, con la capacità sia di essere che di fare. Winnicott sottintende che la dissociazione degli elementi maschili e femminili impedisca all'individuo di vivere in modo creativo, anche se questo aspetto deve essere tenuto distinto dall'identità di genere. Green lo dice in altri termini, in un certo senso rimescolando le carte della questione. Nell'autore, scrive Green, doppia identificazione con l'opera, materna per accedere a questo nucleo, il nucleo materno o dell'increato, o lasciarsi da esso invadere, paterna per farne un oggetto d'arte, cioè un oggetto culturale. Il lavoro artistico si avvicinerebbe quindi in seno al creatore a una scena primaria. Fine la citazione di Green. Ma anche il desiderio di congiungimento del poeta, dell'artista con la perfezione femminile che si incarna non a caso nella giovane fanciulla che è la musa. Le implicazioni di queste affermazioni sono evidentemente estremamente complesse, a partire dalle coincidenze di transizionale e complesso edipico e transizionale, identificazione e complesso edipico. Scusate, l'ho detto male. Transizionale e complesso edipico e transizionale identificazioni e complesso edipico. Allora, oggetto transizionale trovato creato. Nei processi creativi il legamento deve essere tangibile, deve dare tangibile prova di sé nel reale. Questo è Freud. L'arte perviene per una strada sua particolare a una conciliazione dei due principi. L'artista è originariamente un uomo che si distacca dalla realtà, giacché non riesce ad adattarsi alla rinuncia al soddisfacimento pulsionale che la realtà inizialmente esige e lascia che i suoi desideri di amore e di gloria si realizzino nella vita della fantasia. Egli trova però la via per ritornare dal mondo della fantasia alla realtà, poiché grazie alle sue doti particolari trasfigura le sue fantasie in una nuova specie di cose vere, che vengono fatte valere dagli uomini come preziose immagini riflesse della realtà. Fine della citazione. Preziose immagini concrete esistenti, cose vere, di nuova specie inaudita, potenti talismani e scibollette anche, oggetti transnarcisistici, direbbe Green. Oggetti me non me, diceva Winnicott, oggetti me oggetto, oggetti di assenza, possessi, feticci, fonti di percezione che permettono processi di anfilum, di empatia nel senso freudiano del termine, oggetti fortunosamente, come un tempo, trovati, creati, tramite i quali si ha il vissuto di ispirazione,
legato al fatto di portare un desiderio inconscio regressivo sulla via progrediente, dissimulandolo all'interno di questa nuova forma senza modificarne l'economia. Racchiusa in un lavoro di desessualizzazione, la via obliqua della sublimazione permette di sfuggire alla rinuncia. E aggiungerei di ripristinare nell'area transizionale, nel corso di tutta la vita, preziosi istanti di illusione, di eccitazione e di piacere del pensare e del fare. Per queste complesse ragioni è però anche così difficile autorizzarsi ad essere autori, ad essere artisti, a fare sul serio in questo campo. Ero andata da una mia amica, artista appunto, per farle delle foto nel suo atelier, quando ad un certo punto compare soddisfatta con una volpe di tessuto verde al collo. Aveva dipinto più volte delle volpi, ispirandosi ai testi di Edgar von Bingen sui rimedi medicamentosi. Sapendole in grado di fare qualunque cosa manualmente, dai ricami ai pavimenti di frammenti, ai gioielli, le chiesi se l'avesse fatta lei. Mi rispose no, l'ho trovata e aggiunse, anche se avrei potuto farla io. Le ho soltanto ricamato gli occhi. Nell'identico modo, André Breton narra a proposito dell'opera di Giacometti, L'oggetto invisibili, mani che tengono il vuoto, come mentre Giacometti vi lavorava fossero andati insieme al mercato delle pulci e lì Giacometti avesse trovato una maschera che poi avrebbe utilizzato per la testa dell'opera. Fino a quel momento, scrive Breton, mancava un'assicurazione sulla realtà, un punto d'appoggio sul mondo delle cose tangibili. Mancava questo termine di paragone anche lontano che conferisce bruscamente la certezza. Questi aneddoti ci introducono ai concetti di creato trovato e al transizionale. Allora, il concetto di oggetto transizionale si riferisce ad una dimensione della vita che riguarda una realtà né esterna né interna, ma collocata piuttosto nel luogo che collega le due realtà e separa l'interno dall'esterno. Quindi torna al discorso del limite delle ninfe di questa questione. Winnicott usa molti termini per riferirsi a questa dimensione: terza area, area intermedia, spazio potenziale, sede dell'esperienza culturale e luogo di riposo. Questione particolarmente interessante questa del luogo di riposo, perché Winnicott lo intende come luogo di riposo per l'individuo impegnato nel continuo lavoro di mantenere l'interno e l'esterno separati e tuttavia correlati. Quando comincia a differenziare fra me e non me, passando dalla dipendenza assoluta allo stadio della dipendenza relativa, il bambino usa l'oggetto transizionale. Questo necessario percorso evolutivo conduce all'uso dell'illusione, all'uso del simbolo e all'uso dell'oggetto. I fenomeni transizionali sono inestricabilmente collegati con il gioco e con la creatività. Winnicott consacra molte e complesse descrizioni e osservazioni sull'istituirsi e il conservarsi dell'oggetto transizionale per il bambino. Due considerazioni in particolare mi sembrano importanti per i nostri scopi. L'oggetto transizionale proviene dall'esterno, secondo il nostro punto di vista, ma non è così dal punto di vista del bambino, e non viene dall'interno, non è un'allucinazione. Come il seno che la madre porge al bambino viene trovato creato al momento del bisogno, così l'oggetto transizionale verrà anch'esso trovato creato e in questo suo paradosso, proprio per questo suo paradosso, costituirà la base di quella transizionalizzazione della realtà che permetterà ogni accesso ai processi creativi e alla loro fruizione, qui intesi nella loro più ampia accezione ed estensione. La seconda è che l'oggetto transizionale viene coccolato in modo affettuoso e nello stesso tempo amato in modo eccitato. Winnicott si riferisce qui agli stati di quiete e di eccitazione in rapporto alla madre. In questo momento dello sviluppo il bambino sta lottando all'interno di sé con l'esperienza della madre oggetto che gli ama in modo eccitato e quella della madre ambiente che è la madre dei momenti di quiete. L'oggetto transizionale può essere considerato come ciò che viene usato dal bambino mediante una manifestazione esterna per mettersi in rapporto con queste due madri e arrivare a riunificarle.
Infine, l'oggetto transizionale perderà di significato e ciò avverrà perché i fenomeni transizionali si diffondono, si allargano all'intera rete intermedia tra realtà psichica interna e mondo esterno, nel senso di ciò che viene condiviso da due persone, cioè all'interno del campo culturale. Una difficoltà che ogni bambino sperimenta è di mettere in relazione la realtà soggettiva con una realtà condivisa che può essere oggettivamente percepita. Dalla veglia al sonno, e qui torna Ulisse, il bambino salta da un mondo percepito ad uno autocreato. Tra i due c'è bisogno di ogni tipo di fenomeno transizionale, un territorio neutrale. Descriverei questo oggetto prezioso dicendo che c'è una tacita intesa per cui nessuno affermerebbe che questa cosa reale è parte del mondo esterno oppure che è creata dal bambino. Si sa che questo, che entrambe queste cose sono vere. Il bambino l'ha creata e il mondo l'ha fornita. Dalla veglia al sonno illustra chiaramente la qualità di due mondi diversi, quello interno che riguarda sonno e sogno, inconscio e realtà soggettiva, e quello esterno che riguarda ambiente, realtà condivisa, quella che è percepita più consapevolmente come non me. Si assume qui che il compito dell'accettazione della realtà non è mai completato, che nessun essere umano è libero dalla necessità di mettere in rapporto realtà interna e realtà esterna e che il sollievo da questa tensione è fornito da un'area intermedia di esperienza, che non venga, il discorso del riposo, che non venga mai messa in dubbio, arte, religione, eccetera. Quest'area intermedia è in continuità diretta con l'area di gioco del bambino piccolo che si perde nel gioco. Si perde, condizione che verrà ripresa da Marion Miller con la felice espressione dell'essere assorbito dal gioco del bambino. Riassume, io credo, diverse condizioni psichiche che presuppongono una possibilità di immersione in un'area vicina o coincidente in certi momenti con il preconscio e dove si abita uno stato psichico altro. Si tratta di un altrove del pensiero rispetto all'ordinario, una dimensione della fantasia, fantasia nel senso freudiano del termine, sogno ad occhi aperti, come accade in quello che ho definito come stato psichico di scrittura, o anche in quello che i Botellà hanno definito come stato di seduta, né sogno né veglia. Quando sia il paziente che l'analista riescono tramite le libere associazioni e l'attenzione fluttuante a produrre nuovi nessi nei percorsi del loro pensiero. La musa, insomma, incarna mitologicamente, artisticamente anche quel polo esterno indispensabile, punto di snodo, punto di articolazione nel rapporto con l'altro e nel rapporto con la realtà, perché portatrice dell'illusione, perché luogo della significazione, perché concretizzazione del transizionale, me non me, nell'uscita dall'indifferenziazione e nell'acquisizione della separatezza. Quindi di conseguenza anche luogo della differenziazione dei sessi, delle trame idilliche e delle declinazioni del congiungimento del maschile e del femminile. Ma se di lei, del suo esistere, necessitano tutti i processi creativi e i percorsi per giungere a un'opera, essa però, come l'oggetto transizionale, non è una vera rappresentazione. Come l'oggetto transizionale di per sé stesso non rappresenta nulla, ed è proprio perché per sé stesso non rappresenta nulla che può diventare rappresentante della simbolizzazione, il suo delegato. Rappresentante epurato di ogni forma specifica e caratterizzato solo da una indistruttibilità atta a significare l'indistruttibilità potenziale del campo rappresentativo. No, pensavo a proposito di questi scambi, no, con gli altri. Ma se mi rendo la domanda che ho fatto, è stato più sotto, vedendo che lo studio, scrivere per No. me lo ritorno del Dio, questo andare a seguire il discorso si portava avanti, che il discorso appena un po' che si attiva in questi continui passaggi, immagino. Sì, però forse devo mettere l'accento su una dimensione, non so se sia corretto dirla così, ma su una dimensione in qualche modo impersonale che il sacro che circola
abitualmente così, cioè sì, dopo come dire, ci sono tutti i ritorni del caso, ma c'è un'impersonalità che, diceva Simone Weil, il sacro, e che, come dire, governa questo spazio-tempo, compreso la poesia. Però questo, come dire, aprirebbe un ulteriore, in qualche modo, scenario. Marina. Posso dire 2 parole? Sì, certo. Sì. Allora, è un'associazione libera che mi è venuta mentre ascoltavo questa relazione così ricca di spunti, così interessante. Sono andata a finire ad un'opera molto particolare, dove c'è il grottesco, l'orrendo, il bello, la poesia, la polemica politica, c'è un po' di tutto, il melodramma. Il titolo è L'uomo che ride di Victor Hugo. Adesso naturalmente non voglio raccontare l'opera, ma accenno soltanto ad alcune cose che mi sembra possano essere in connessione con quanto è stato detto. E cioè, lo premetto subito, la possibilità che le muse, l'arte, siano uno spazio transizionale tra il principio di realtà e il principio di piacere, cosa che mi pare sia stata anche già accennata. Troppa realtà non la sopportiamo. Le muse, è stato detto, hanno anche il compito di addolcire e adornare la realtà, di far ricordare ma anche di far dimenticare. Quando l'uomo che ride, che è un saltimbanco, produce la sua opera, che è L'addomesticamento del caos, scritta da Ursus, solo alla fine viene disvelato. Lui è coperto da mantelli, da pellicce, solo alla fine compare la realtà, il suo volto sfigurato. Ugo racconta in modo molto minuzioso come ci fosse questa abitudine nel 1600 dei comprachicos di rapire dei bimbi, sfigurarli con delle operazioni di chirurgia e di tortura evidentemente veramente impressionanti, li sfiguravano appositamente per renderli buffi e farne dei saltimbanchi. Ora, solo nell'ultimissima scena, l'uomo che ride viene disvelato e compare il suo ghigno orribile. La reazione del pubblico, di questi miserabili, è quella di un riso sfrenato, senza remore, di fronte ad una realtà che è una realtà terrificante. Ecco, qui vedo proprio questa contrapposizione tra principio di realtà, che dovrebbe portare al terrore, all'orrore, e principio di piacere, che tramite l'arte riesce invece a compiere un'operazione spropositata, cioè quella di rendere ridicolo, fonte di piacere, qualcosa che è assurdamente brutto. E in questo si compie anche un'operazione di oblio della realtà, che è troppo brutta, troppo difficile da sopportare. Ecco, mi fermo qui. Ma non sarà ansia? No.
Cioè, mi viene in mente se questa reazione spropositata in questo senso non è una questione di piacere, ma è una questione di angoscia, nel senso che il riso esprime un eccesso che viene scaricato in questi termini. Pensavo banalmente a delle forme molto più light di questo fenomeno che ho notato recentemente a teatro, questa gente che applaude ogni 3x2 e mi fa impazzire, e secondo me è per ansia. Secondo la versione di Victor Hugo era una pratica usuale che era messa in atto proprio per provocare il riso, non è un episodio isolato. Tutti questi uomini che venivano deformati in questo modo avevano uno scopo, dovevano far ridere. Questo non cambia il fatto che fossero ansiogeni? Secondo me anche. Potrebbe. Sì, però poi forse nella mediazione, diciamo, dello spettacolo e, diciamo, della poesia e anche, diciamo, nel piano ulteriore che il personaggio lì poi ha quel femminile, entra in gioco la dimensione forse anche come orizzonte di attesa, che poi chiaramente lì in quel momento invece frana, la dimensione dell'eleos, cioè la dimensione, come dire, della compassione, che implica però poi anche l'incontro di uno sguardo che sostenga, che come dire, che diversamente, come dire, approcci e affronti quella stessa immagine grottesca, perché appunto se non ricordo male poi è essenziale lì appunto quel femminile con cui lui si confronta e che è un tipo di relazione, come dire, totalmente diversa da, diciamo, dalla dimensione più grossière del pubblico, perché poi una parola che non abbiamo forse evocato in tutti i discorsi che abbiamo fatto è proprio quella della pietà, che è, diciamo, in cui tutte queste transizioni e transazioni anche ha un ruolo fondamentale nei riconoscimenti reciproci. Quella immagine che ricordavo dell'Ulisse che piange e che con uno scatto così, no, viene paragonato ad una donna vittima di guerra. Si sta appena parlando, come dire, di lui come il grande distruttore di Troia, no? Lì c'è una coincidenza che appunto azzera dei piani di identità, ma consente anche quella compassione che purifica. Sì, mi sembra molto bella questa notazione sulla compassione. Nel libro di cui stavo parlando prima è personificata dal personaggio di Dea, che è un altro personaggio particolare, molto particolare, che l'uomo che ride ha salvato quando era molto piccola e liberata quasi in una tormenta di neve durante la quale ha perduto la vista. Dunque Dea venera e adora l'uomo che ride, ma è cieca, come del resto gran parte degli Aedei, i cantori mitici sono ciechi di solito. Ma è la cecità che finalmente lo vede. Sì. Volevo fare una domanda. A proposito dell'io che viene a noi, poi lei diceva il sacro, no, è impersonale. Mi era venuta in mente quella distinzione che aveva fatto all'inizio tra cantare e dire, cioè tra Luteia e simulacro, no? E quindi contrario della verità. Allora mi chiedevo, l'impersonazione, Bion diceva che solo le bugie hanno bisogno di un pensatore, no? Mi chiedevo se questa transizione da io a noi avviene solo per il cantare
o anche nel simulacro. Avviene anche nel simulacro. Anche nel simulacro. Perché se no non saremo normali. Perché l'Ezzeia viene intesa come verità assoluta? Sì. Grazie. Riprendendo quello che dicevi tu, Marco, cioè la questione del racconto, del raccontare in gruppo, del racconto del caso, dell'uso che si fa del racconto del caso, eccetera. Il poeta, l'Aedo, parla ad un gruppo all'interno di una situazione rituale che ha dei vincoli estremamente precisi e rigorosi. Questo contesto, secondo me... Scusa, ti aggiungo anche una cosa, in cui tutti sono spettatori insieme a attori, che è una cosa fondamentale. E cosa che garantisce quel quanto di possibilità di ampliamento all'interno però di una struttura che continua a tenere. E questo credo un punto importante a proposito di elementi leganti e sleganti, perché si suppone che raccontare un caso sia in grado di istituire un insieme, potremmo dire, di cerchi concentrici di significato che sono connessi in modo significativo con la situazione di partenza. È esattamente quello che si suppone succeda nella relazione tra paziente e analista. Quello che succede nell'analista si assume sia connesso in modo significativo con quello che c'è nell'animo del paziente. Il punto è che ci vogliono degli elementi leganti nella relazione analitica e il setting. Deve esserci un setting sufficientemente capace di mantenere questo contesto di legamento, anche nel momento in cui si affronta una storia in un gruppo, altrimenti prevalgono quegli elementi narcisistici che dicevi tu, Franca, che ti portano altrove. Per cui l'associazione libera può ad un certo punto, oltre un certo livello, diventare una fuoriuscita dal campo, adesso mi viene da usare questo termine che non mi è proprio, ma però significativamente in un contesto rituale nel senso che dicevo prima. Sì, ma a questo proposito mi viene in mente un altro elemento, secondo me, mi chiedo, significativo, e cioè che l'Aedo suonava la cetra. Allora qui pensavo alle muse sono sorelle, e qui c'è un'altra musa, se vogliamo, quella della musica, io non me ne intendo, chiedo. Quindi lì l'elemento legante, mi chiedo, era dato anche dalla musica, cioè da un elemento preverbale, dal suono, dal ritmo. In fondo, quando io leggo, per esempio, un romanzo, non sono solo catturata dalla bellezza della narrazione, ma dalle parole usate, dal ritmo delle parole. Nella poesia, all'epoca poi, di Omero, era fondamentale la metrica. Quindi, nel nostro caso, nel caso del gruppo che lavora su un caso clinico, la cetra potrebbe essere la teoria? Solo che nel nostro caso ci sono tante cetre, anche che si contrappongono. Quindi mi chiedo, nel campo specifico dell'Odissea, o insomma nel campo del pensiero della Grecia antica, il suono, la cetra, cosa rappresentava? Perché l'Aedo doveva accompagnarsi con la cetra? Nella loro mentalità che cosa esprimeva? Che ruolo aveva? Perché?
Perché la parola è una vibrazione, come la musica è una vibrazione, quindi, come dire, un'ondulazione particolare dell'energia che, come dire, sostiene l'insieme di quello che si sta facendo. E quindi, appunto, torniamo alla dimensione del ritmo. E tra l'altro è una vibrazione che, per l'appunto, non coincidendo direttamente con un significato determinato, ma essendo, come dire, energia che si modula, cioè quella cosa investe tutti i piani, il corpo, la mente, senza, come dire, creare divisioni a questo né immediatamente, come dire, coincidere con una rappresentazione, ma è quello che, come dire, vitalmente sostiene il tutto. Sì, è diverso dalla teoria, sì, su questo della teoria perché prima credo che... la mia era una provocazione, perché, come dire, quando io sento, come dire, diciamo, la dimensione intensamente artistica e poi torno alla madre e al bambino e capisco, come dire, il senso dell'operazione, ovviamente anche l'importanza teorica dell'uso di Wilco, poi mi viene subito l'immagine di Artaud e dico, non voglio adattare, cioè nel senso ad una cosa che non si adatta, perché ovviamente poi, come dire, lì c'è una dimensione del poeta che è uno sciamano, che abita un margine e che ovviamente, come dire, non è lui direttamente che poi si preoccupa dell'adattamento che si può produrre a partire dalla sua parola, ma è un altro discorso. Sì, però questo discorso dell'attunement, dell'accordo, delle vibrazioni, è un discorso estremamente interessante. Ed è anche interessante il fatto, stavo pensando che in fondo, adesso noi stiamo pensando al poeta singolarmente, racconta una storia, però se pensiamo alle tragedie, dove esistono più autori, però la cosa fondamentale è che nulla accade, cioè tutto viene raccontato, cioè non esistono delle cose, se non nelle inserzioni che facciamo noi oggi di metterci, cioè nelle baccanti, e baccanti non si vedono mai, nel senso che non ci sono, vengono raccontate, cioè tutto viene raccontato. Allora è estremamente interessante, secondo me, questa dimensione della parola che crea, che fa vedere, che crea un altrove e dove quindi tu devi assolutamente adattarti a quello che ti viene raccontato in termini proprio di accordo, di vibrazioni, per andare da quella parte che ti viene detto che c'è stata. Secondo me è estremamente interessante questa cosa, che nulla accade in scena. Adesso sì, perché adesso vengono realizzate in un modo diverso. Nelle ultime vacanti che ho visto, le vacanti c'erano, ma non c'erano. Sì, nel teatro greco, qualsiasi sia, come dire, l'orrore o la ferita, come dire, appartiene allo sceno, cioè letteralmente allo sceno, cioè quello che sta fuori dalla scena. Sì. E allora ho visto la Medea ultima, dove non si vede la scena di Medea che uccide i figli, ma si sentono le urla. Ed è una roba veramente terribile. E ha fatto tutta la scena rossa, sì. Bellissima, una cosa bellissima. Bellissima idea. Bene, forse abbiamo bisogno di sì. Però era una roba, era una cosa di una potenza assoluta, che veramente mi è venuto da piangere. Mi è venuto da piangere sulla fine di questa maniera. Sta compiendo un sacrificio. Sì, certo. E sta proteggendo i suoi figli, da un certo punto di vista. Finisco di dire quello che scusami. no? Perché visto che anche a proposito di quello che dicevi, digitale analogico, esiste una teoria digitale
ma esiste una teoria analogica. La metapsicologia, secondo me, è quello. A questa mi riferivo. Sì, sì, sì. Sì, avevo capito. E cosa si sa degli attori che recitavano? In che senso? Nel senso, cioè, esisteva anche lì il divo, la diva. Sì, ma di queste cose, come dire, quello che si sa, diciamo, è di un momento successivo diciamo, ai fasti Sì. dell'epoca classica, in cui, ed è forse sintomatico, cioè forse il fatto che poi si sappia dopo, poi potrebbe essere come sempre un accidente delle fonti, della storia e di ciò che si perde, ma forse può essere anche sintomatico del fatto che appunto una stagione era finita e quindi a un certo punto, come dire, più che l'opera, alla fine conta il singolo interprete rispetto a qualche cosa che è già percepito come classico, perché in fondo, come dire, c'è stata una lunghissima stagione in cui ogni volta, ad ogni stagione si andava a teatro per assistere ad un'opera che teoricamente era pensata per accadere solo in quel momento, in quello spettacolo, in quella festa e basta. E poi, come dire, è stato nel IV secolo che a un certo punto si è deciso di replicare, di riprendere i testi dell'età precedente, di determinare, di fissare anche, tra virgolette, dei copioni. E quindi, come dire, poi c'è anche un mestiere del teatro che in quanto mestiere, in quanto professione, in quanto virtuosismo, comincia, come dire, a essere tematizzato, ad emergere, perché forse non era così dell'arte. Il valore della maniera, insomma. Sì, un po' sì. Farei una domanda su questo tempo. Sì. Non lo faccio, come può aiutarci a comprendere il concetto di simbolo? Allora, ho scritto il libro Il simbolo dell'anima. Mi appello del Peter Metadentro. Leggi quello. Domande che apre troppo. Riapre un po' di gioco. Perché ci sono opere che si rifanno a questo, che si possono conoscere. Allora, ovviamente c'è una pratica del simbolico che, come dire, dall'arcaico al classico va da sé, senza che, come dire, ci sia una riflessione e una teoria prodotta su di essa. Dopodiché, come dire, c'è un altrettanto e ancora più prolungato scenario di una, diciamo, riflessione filosofica antica che comincia a problematizzare l'efficacia del simbolo e perché il simbolo è efficace e in che senso e quali connessioni, come dire, appunto si creano, ed è un percorso, come dire, che si vede agito teorizzato in Platone per la prima volta molto chiaramente e che poi ha i suoi esiti ultimi, come dire, i casi del vertiginoso, del platonismo, del neoplatonismo di età imperiale, dove il simbolo è l'unica cosa che agisce. Sappiamo anche che cosa per la prossima volta. Io voglio vedere anch'io una curiosità, non chiedo risposta. In un'altra mezza giornata. Ho visto che hai citato il mondo orientale. Che nessi si possono fare, che differenze si possono fare su queste questioni. Però non è una domanda a cui aspetto adesso una risposta, però sarebbe estremamente interessante. Sì,
Sì, mi limito a fare solo questa osservazione. È estremamente interessante soprattutto per una ragione. Perché diciamo l'andare ad Oriente, nella misura in cui anche, come dire, storicamente si è fatto in Europa, insomma, in campo di studi che riguardano le religioni, la filosofia, la letteratura, ma sommato potrei dire anche alcuni ambiti della psicologia stessa, in realtà non è che ci serva per capire l'Oriente, ma forse, come dire, per riappropriarci di una dimensione presente nella nostra tradizione e che però, come dire, forse per degli esiti del pensiero degli ultimi secoli non siamo, come dire, sufficientemente in grado di riconoscere, cioè in qualche modo l'Oriente problematizza qualche cosa che è nostro, consentendoci di riappropriarcene, ma non come cosa orientale, ma come cosa che è insidente in uno dei lati del discorso, come dire, stesso europeo. Oh, beh, ci siamo avvicinati. Ho pensato. La diffidenza comincia a scemare. Prendendo lo spunto da quello che diceva Maria Grazia, la musica e la teoria. Allora, io mi sono domandata, la musica per essere tale non può essere rumore, deve avere un suo ordine e la musa della musica ha una sua perfezione se vuole produrre armonia. Lo stesso dovrebbe essere per la teoria, che fa da contenitore nel nostro lavoro ed è un contenitore anche strutturante, perché la forma contiene, insomma, ecco. Allora, mi pare che potevamo metterle insieme queste due cose, o perlomeno mi pare che mi andrebbe bene di metterle insieme. Non capisco più quando tu, non ricordo se tu o Patrizio avete detto noi abbiamo tanti modi diversi di fare teoria, perché forse non è così. Anche perché se no non conteniamo più in modo adeguato. Sì, dicevo semplicemente che nei nostri, quando discutiamo di un caso, ognuno porta la propria teoria psicoanalitica, perché di teorie psicoanalitiche ce ne sono più di una. E allora è lì, appunto, è difficile armonizzare i vari strumenti. E fare armonia. Possiamo dichiarare. Abbiamo ricevuto un grazie.